Buongiorno, se vi accomodate iniziamo questa mattinata di lavori. Nel tentativo di creare cooperazione abbiamo creato due fazioni distinte, la sinistra e la destra. Va bene. Allora, buongiorno, benvenuti, benvenute. Io sono Maria Paola Lacaria e sono la responsabile eventi della RT che supporta la DG del CSR Veneto 23-27 nelle attività di comunicazione. Oggi siamo qui in questa sala che è appunto una sala polifunzionale della Regione Veneto e con l'idea di lavorare insieme e questa conferenza nasce dall'osservazione e dalla misurazione proprio dell'attività, dei risultati dell'attività di comunicazione del PSR Veneto 2014-2022. Il ruolo della comunicazione nell'attuazione del programma non è stato solo un adempimento obbligatorio, ma una azione sistematica di supporto alle diverse attività, in modo che si potessero raggiungere gli obiettivi. La volontà della DG è stata quella di utilizzare la comunicazione come elemento integrato nel programma, trasformando quindi un obbligo in un approccio strategico per valorizzare quello che si stava facendo. Partendo da questo presupposto ci siamo chiesti quale fosse il contributo che potevamo dare come Veneto al tema del ruolo della comunicazione nelle politiche pubbliche, in particolare nelle politiche pubbliche europee. E quindi la comunicazione può avere veramente un ruolo strategico e quindi diventare un asset essenziale per lo sviluppo e per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi. L'evoluzione degli strumenti di comunicazione, l'intelligenza artificiale possono darci una mano ed in questo senso quindi abbiamo voluto organizzare questa conferenza allargata. La scelta della location non è casuale perché ovviamente abbiamo voluto una sala istituzionale della Regione per rappresentare la valenza istituzionale e trasversale della tematica di oggi. Questa conferenza viene dopo 4 workshop dedicati alla comunicazione che sono stati attuati nello scorso programma. Qualcuno di voi è stato presente ai workshop che sono stati organizzati dalla DG e rivolti al partenariato. E la volontà è quella di ripartire quindi e allargare questa comunità di pratica che era stata creata con il partenariato anche agli altri fondi e alle politiche pubbliche. Io manderei il primo video perché questa è una mattinata interattiva, perché volevamo farvi vedere l'ultimo spot della campagna istituzionale che è stata fatta dalla Regione Veneto, proprio dalla DG, dedicata ai cittadini, e quindi chiederei alla regia di mandare la scoperta di Emma. Con l'audio, magari. Che amava la sua terra e i suoi frutti, proprio come te. Così decise di capire come prendersene cura. E poi cosa ha fatto? Ha recuperato un luogo abbandonato, facendolo vivere di nuovo, come una volta. Qui ha coltivato prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente. Ci sono anche le fragole e i mirtilli che mangiavi da bambina? Sì, amore, anche loro. Dai loro frutti ne ha ricavato dei succhi freschissimi, quelli che ti piacciono tanto. E poi questi succhi li ha messi online creando il suo e-commerce, per rinnovare la tradizione e metterla a disposizione di tutti. Così tutti i bambini possono berli. Esatto. E lo ha fatto per sostenere la sua terra e chi la lavora, pensando al futuro di chi la abiterà, come te.
Mamma, ma è questo? Sì, amore. Qui è iniziato tutto. Questo spot è un po' il riassunto di tutte le attività di comunicazione della DGR del Veneto. Ci tengo a dire che a questo evento abbiamo invitato e sono stati informati i soggetti istituzionali di riferimento, la Commissione europea, il MASAF, la Rete Rurale Nazionale, e poi ci sono presenti in sala, oltre ai relatori che poi presenterò, alcune ADG regionali dello sviluppo rurale di altre regioni italiane, dirigenti e funzionari della Regione del Veneto che si occupano di altri fondi strutturali, dirigenti e funzionari comunali con competenze in progettazione europea, università, funzionari ed esperti di enti strumentali della Regione e referenti di comunicazione dei gruppi di azione locale del Veneto. Qui accanto a me c'è Franco Contarin, direttore della direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto, che inizierà questa mattinata portando i saluti istituzionali, e poi insieme a lui ci sono la professoressa Gea Ducci dell'Università di Urbino, Raffaele Pacello, esperto di comunicazione dei fondi europei, e Silvia Abelli della ADG della Regione Friuli Venezia Giulia. Franco? Grazie Maria Paola, benvenuto a tutti voi e grazie della presenza e della partecipazione attiva a questa giornata, a questa mattinata che passeremo insieme. E porto ovviamente i saluti dell'assessore e della nostra struttura complessiva, dei colleghi che hanno lavorato anche per preparare questo evento insieme alla preziosa struttura di supporto che abbiamo e che Maria Paola e Raffaele Pacello rappresentano qui e oggi con noi. Allora, chi mi conosce sa che io, il mio saluto, siccome mi sono dati 10 minuti, durerà meno dei 10 minuti, però come dire, ci tengo a personalizzarlo. E allora, come ricordava Maria, vado a dire le mie, no? Allora, come ricordava Maria Paola, l'appuntamento odierno segue una serie di altri appuntamenti, non ricordo se erano 4 o 5 sinceramente, e prosegue un percorso ideale. In questo percorso, o meglio, perché ci siamo messi in moto in questo percorso, io non è che ho poca fantasia, però mi piace, come dire, vedere il filotto delle cose, perché ci dà un senso guardare indietro e ci fa capire dove vorremmo arrivare. Siamo partiti da una constatazione: ciò che non è comunicato non esiste, ok? Boh, non sto qua a dire i pistolotti che ho detto nelle puntate precedenti per spiegare questo mio ermetico pensiero, neanche tanto ermetico. Mi sono portato a casa varie cose in questi appuntamenti, per quanto poco ho potuto partecipare, ma mi sono portato a casa un'affermazione molto importante del professor Perosino, l'ultimo proprio appuntamento, che ci ha fatto riflettere in maniera molto bella e molto suggestiva anche per gli ignoranti come me, e in maniera molto ricca ci ha fatto percepire la distinzione tra comunicare, e lasciamo stare il senso vero del comunicare, e ci ha consegnato il nostro lavoro, che di fatto è informare. E io ho colto, molto affascinato dalla sua capacità poi di andare all'origine proprio delle parole e di dargli quindi il significato pregno che hanno. E mi sono trovato nei mesi successivi a vivere alcune situazioni in cui ho detto: sì, ok, noi faremo anche solo informazione, scusate, però resta tutto valido il nostro piglio di cercare di farlo, però avendo chiari i contenuti su cui vogliamo informare, gli obiettivi a cui vogliamo cercare di arrivare dando quei contenuti. Quindi, scusate, io non ho il linguaggio adeguato, ma capite che c'è un dietro, no? Un davanti alle cose, e resta fermo il fatto, ed è il motivo di questi appuntamenti,
di non improvvisarlo, perché se tu improvvisi può andarti bene una volta su 1000, ma molte altre non ti va bene. Passata la novità poi basta, è finita, e non costruisci, ti fermi a un episodio. Invece noi vogliamo costruire, ci siamo dati una strategia. Per perseguirla ci servono gli strumenti. Allora, dicevo, mi sono trovato in vari contesti e ho associato da quell'affermazione del professore validissima, però l'ho provata a ripetere a me stesso in contesti diversi. E lo ribadivo ad Alessandro, che ci, come dire, accompagnerà virtualmente da remoto in questa esperienza per la disavventura che gli è successa, e che saluto cordialmente, essendo di fatto lui il deus ex machina poi anche della giornata di oggi insieme agli altri. E mi sono trovato nei contesti in cui un contenuto tecnicamente validissimo e che voleva incentivare l'interesse per le nostre politiche, comunicato peraltro da un personaggio autorevolissimo rispetto a quel contenuto di costruzione della politica agricola, si è rivelato un boomerang micidiale. Perché? Perché la comunicazione era spontanea, l'evento non era stato organizzato da chi sa come si organizza un evento e non c'era stato un aiuto di metodo per scegliere quali contenuti avessero senso rispetto a quell'evento e alla platea. E il risultato era che una platea di giovani studenti del settore hanno capito non che esiste una politica agricola che mira a come dire, accompagnare un settore strategico per il vivere di tutti. No, hanno capito che il settore agricolo è un problema, che la politica agricola è un grosso problema, che brucia un sacco di risorse e che quindi la conclusione l'ho tirata io, non l'ha detta nessuno in quella sala per educazione, ma secondo me è meglio chiudere, cioè paghiamo una volta per tutte, mettiamo anche più soldi e chiudiamo, così stiamo tutti più meglio. E quei sfortunati studenti che stavano studiando materie attinenti all'agricoltura, si impiegheranno in qualcos'altro probabilmente. Quindi questo episodio veramente a me è stato un po', cioè ha confermato quello che ero stato aiutato a capire, e quindi ha confermato anche nell'utilità di dedicare un po' di attenzione, quello che si può, nel cercare di farsi aiutare con metodo nelle iniziative che, lodevoli, tutti noi dobbiamo e vogliamo fare, non solo per rispondere a un dettato giuridico, cioè noi siamo un'autorità di gestione, molti di noi ne fanno parte, con ruoli proprio legati a questi temi, quindi sapete bene, dobbiamo farlo, sì. Il tema è che i contenuti che veicoliamo, l'avete visto nel filmato di prima o lo potete vedere nelle storie che abbiamo pubblicato o nelle precedenti puntate del filmato della storia di Chiara, però lì dentro ci sono dei contenuti che hanno un grosso vantaggio. Possono far vedere la stessa situazione dal lato dei problemi, mi permetto di dire dello status quo, del passato, dell'abbandono, oppure esattamente gli stessi contenuti proposti nei modi appropriati ti fanno vedere l'unica alternativa che abbiamo, insomma siamo tutti adulti, per la costruzione del futuro, perché queste politiche servono per costruire il futuro, non servono per demolire e lasciare le macerie. E quindi abbiamo una doppia responsabilità, secondo me, quella di adempiere, sicuramente di dare un'informazione dovuta al cittadino contribuente di dove vanno le risorse europee, nazionali, regionali, ma anche quella, nel farlo, di mostrare la vera finalità di tutto, che è la costruzione, che è lo sviluppo, che è il futuro. Dobbiamo stare attenti, secondo me, in qualsiasi cosa facciamo, dalla più semplice
senza ansie o patemi, ma dalla più semplice all'iniziativa più articolata, dobbiamo sempre tenere presente questo. Perché, ripeto, e poi veramente concludo, e così ci avviamo sulle cose serie, perché dobbiamo, cioè, non è scontato, ecco, quell'episodio o quell'iniziativa che vedeva uno sforzo notevole di soggetti istituzionali dell'istruzione, della formazione, dei ministeri, delle regioni, della Commissione europea, eccetera, secondo me ha prodotto un negativo. Quindi l'importante per me è almeno non produrre danni, ma impedirmi almeno di far quello, va bene? Ecco, la giornata è molto ricca, ringrazio veramente il contributo di tutti, di chi interverrà e ci consentirà di sviluppare la riflessione di oggi, e buon lavoro e buone cose a tutti, grazie. Grazie direttore. Il direttore è entrato proprio appieno dentro, diciamo così, i contenuti e l'obiettivo della giornata. L'incontro, come avete visto, è per addetti ai lavori e la modalità con la quale siete seduti è perché vogliamo che come dire, possiate anche scambiarvi delle riflessioni, che possiate intervenire con i contributi. Noi adesso abbiamo degli stimoli che ci serviranno poi nella tavola rotonda che ci sarà dopo il coffee break, anche a poter ascoltare, diciamo, contributi vostri rispetto a situazioni che state vivendo, oppure anche a stimoli che potete aver avuto durante i nostri interventi. Abbiamo già 3 interventi programmati, ma chiunque di voi si può, come dire, poi ci sono dei microfoni, quindi potete intervenire alla tavola rotonda. La volontà è quella di costruire una prospettiva comune sul fronte della comunicazione dei fondi europei, di condividere concetti ed esperienze di comunicazione e di sensibilizzare sulla necessità di far conoscere gli effetti della comunicazione. Partiamo con il primo intervento. Abbiamo chiesto a Matteo Salvai, DG Comunicazione della Commissione europea, che è in collegamento qui da remoto, di diciamo fare il cappello di questa giornata sulla comunicazione della Commissione europea e le politiche di sviluppo. Lo vedo già collegato. Buongiorno dottor Salvai, ne lascio la parola. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille dell'invito. Mi spiace anche di questa connessione un po' estemporanea, sono in autogrill a Breda, in viaggio verso l'Olanda. E ringrazio e saluto Raffaele Pacello, che ci conosciamo da parecchi anni. Brevissimamente posso darvi alcuni spunti. Scusate, un passo indietro. Mi chiamo Matteo Salvai, lavoro alla Commissione da circa 13 anni. Per un sacco di anni mi sono occupato della comunicazione dei fondi regionali, quindi più che altro del FESR. Adesso da qualche tempo mi occupo di coordinare alcune network locali, tra cui Eurodirect, che ce ne sono 3 in Veneto, Verona, Venezia e Padova, e anche un'altra rete che è la rete dei consiglieri locali dell'Unione Europea, e questo anche lì ci sono già una quarantina di consiglieri veneti. Questo è il mio lavoro. E lavoro quindi alla direzione generale della comunicazione e sono quindi in contatto con i colleghi che definiscono un po' le strategie di comunicazione della Commissione, quindi un po' della Commissione. E quindi vorrei articolare il mio breve ragionamento su 3-4 aspetti legati appunto alla comunicazione dell'Unione Europea. Tratterò esclusivamente l'aspetto della comunicazione istituzionale, perché ovviamente la comunicazione politica è tutt'altra cosa. La comunicazione politica viene fatta dagli attori politici, dalla Presidente von der Leyen, dai consiglieri, dai commissari ed altro. Ma sulla comunicazione istituzionale, alla Commissione c'è come in altre istituzioni, come anche in qualsiasi regione, c'è ovviamente questo bilanciamento tra una comunicazione settoriale, come potrebbe essere quello che avete presentato voi, e una comunicazione più ampia, più diciamo corporate, no? Centrale su che cos'è l'Europa e cos'altro. E all'interno di questo c'è anche un altro dibattito su dobbiamo comunicare l'Europa
in ogni modo, cioè allo stesso modo, a livello da Bruxelles in tutta l'Unione Europea, come stiamo facendo adesso con una campagna sulla democrazia che è presente in alcune città, in tante città europee, anche in alcune città italiane, o invece la comunicazione deve essere in un certo senso delegata alle rappresentanze, cioè agli uffici della Commissione europea che sono nei vari paesi, perché deve essere, cioè, si deve leggere l'Europa con una lente nazionale, no? E questo, poi diciamo, il ruolo della rappresentanza, vedo che c'è collegato anche il mio collega Francesco Rossi Salvemini, forse lui dirà più dopo. Quindi questo è il quadro in cui si muove la comunicazione, e per un certo tempo, per un certo periodo si è pensato che si debba fare una comunicazione europea, no? Cercare di avere delle campagne paneuropee su dei temi che possono essere di interessi comuni. Si sta riflettendo di andare in un'altra direzione, perché questo ha una serie di limiti, appunto perché l'Europa è generalmente vista attraverso delle lenti regionali, lenti nazionali, quindi questo sicuramente ha dei limiti ed potrebbe essere rivisto in un futuro. Noi agiamo in un quadro, e arriverò al dunque diciamo, del mio punto, in cui c'è una specie di sfiducia, direi, epistemica rispetto alle fonti tradizionali, alle fonti istituzionali. Una fiducia che è forse meno accentuata sui livelli locali e regionali, perché quando andiamo a vedere i dati ad esempio dell'Eurobarometro, se chiediamo ai cittadini di chi avete più fiducia, generalmente c'è più fiducia ad un livello locale e regionale rispetto a un livello nazionale o a un livello europeo. Quindi tutte le istituzioni, dalla Commissione europea ai governi nazionali e alle regioni, comunque agiscono in questo ambito in cui c'è sfiducia verso quello che viene trasmesso dalle istituzioni, no? Perché viene visto o come propaganda o come una cosa lontana, una cosa a cui non ci si può collegare, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il ragionamento attuale è cercare di passare, e mi collego molto volentieri a quello che è stato detto prima, da una trasmissione di informazione o comunicazione unidirezionale che viene fatta dalle varie istituzioni, alla ricerca di un dialogo con un'opinione pubblica e ad uno ascolto attivo. Faccio un esempio, che è uno dei tanti, ma questo esempio si può ovviamente tradurre in tante altre campagne di comunicazione e quant'altro. Dall'anno scorso la Commissione, insieme anche a altre istituzioni, ha messo insieme questo panel si chiama panel dei cittadini, in cui vengono invitati i cittadini selezionati in maniera casuale a discutere di temi importanti dell'Unione Europea. E quindi questi cittadini sono coinvolti in un processo prima informativo e poi in realtà in un processo che va quasi nel decisionale, cioè loro deliberano delle cose che poi devono in qualche modo essere prese in considerazione durante il processo di decision making. Questo aspetto adesso era molto limitato a Bruxelles, perché si svolgeva solo a Bruxelles. Nel futuro si cercherà di andare molto di più di importare questo modello a livello locale, no? A provare a sentire e coinvolgere i cittadini in un processo sia di ascolto, ma sia di cercare di a ottenere dei feedback che possano in qualche modo essere riportati e essere utilizzati nel processo appunto decisionale finale. Questo cambiamento credo che sia un po' il cambiamento che in generale la comunicazione in questo periodo deve cercare di attuare, cioè di andare molto di più verso questo aspetto di coinvolgimento, questo aspetto bidirezionale, questo aspetto di ascolto della cittadinanza. E quindi questo è un punto. Altri due punti sono ovviamente quello che era stato già accennato prima per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma più in generale dell'utilizzo maggiore dei dati. Noi abbiamo un'enorme mole di dati che ci servono in qualche modo a profilare
anche profilare, diciamo, a sapere con chi parliamo, e questi dati devono essere utilizzati perché ogni campagna deve essere molto più targetizzata forse rispetto al passato, per esattamente andare a parlare con, non so, ad esempio, quelli che sono indecisi sul valore del fondo agricolo, del FES, o di altre cose. Quindi questo poter utilizzare dei dati che ci sono disponibili sicuramente aiuta nella comunicazione. E l'ultimo, e si collega secondo me molto bene all'esempio che avete fatto prima, il video che avevo visto anche nei giorni scorsi, e lo diciamo sempre nell'ambiente della comunicazione, quello delle emozioni, cioè trasmettere emozioni, trasmettere più che informazioni generali, storie che ti possano colpire. E quella storia che avete presentato voi va esattamente in questa direzione, e mi permetto di citarne un'altra che ha fatto in questi giorni il Parlamento europeo, che l'ha fatto per la giornata dell'Europa, e questo video ovviamente non è titolato così, ma io lo titolerei il costo della non Europa, cioè nel senso che ha fatto un video facendo vedere se non ci fosse questo cosa avremmo. Cioè, avremmo le code mentre attraversi le frontiere, non avremmo romi, eccetera, eccetera. Questo è fatto a livello europeo, ma in realtà il costo della non qualcosa è sicuramente un'idea che si può applicare a tantissimi altri livelli. Quale sarebbe il costo di non avere una politica agricola comune e di non avere dei fondi agricoli gestiti a livello altro aspetto. E ultimo, e poi chiudo, è che sempre di più credo che si debba pensare di lavorare nella comunicazione in partnership con qualcuno. E qua faccio 2 esempi. C'è una grande discussione adesso perché il Consiglio europeo, quindi l'altra istituzione europea, ha pensato di invitare al momento del summit, quando quindi quando si incontrano i capi di governo e di Stato, degli influencer. E questo ha creato un certo discontento, diciamolo così, dai giornalisti tradizionali. Però in realtà dobbiamo andare in quella direzione, soggetti cui difficilmente arriviamo per comunicare in maniera diversa. Questo è un tema che potrebbe essere anche interessante per fare. E non rientra all'interno dell'influencer, ma secondo me è un'operazione anche intelligente. Quando ho visto che gran parte dei premi come si chiamano, del cinema di Donatello, il premio Donatello, sono stati assegnati alla città di Pianura, ho visto che la città di Pianura ha avuto dei finanziamenti dalla regione Veneto, anche abbastanza consistenti. Quello è anche un modo di promuovere le proprie azioni, il proprio territorio, usando dei metodi che possono essere, oltre che promuovere la cultura, possono essere interessanti da esplorare. E con questo chiudo. Ascolterò ancora, toglierò il video perché adesso inizierò a guidare, ma ascolterò con attenzione i vostri interventi e ringrazio davvero ancora per l'invito. Grazie, grazie dottor Salvai. Devo dire che personalmente mi emoziona sempre molto sentir parlare qualcuno che lavora, diciamo, a Bruxelles, intanto che sia un italiano, perché questo è sempre interessante, ma soprattutto che ci riesca a dare delle chiavi di lettura, perché comunque mi rendo conto che fate tanto, però da noi Italia, come penso negli altri paesi, viene recepito molto molto meno di quello che Molto voi poco, certo. di quello che voi fate, e anche su questo è un tema che mi piacerebbe, sul quale mi piacerebbe lavorare. Però grazie mille per questi spunti che sono estremamente interessanti, grazie. Bene, il secondo collegamento che abbiamo da remoto è sempre Commissione Europea, Francesco Rossi Salvemini, rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a cui abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di Next Gen Italy, la campagna sul bilancio europeo dell'Unione Europea. Eccolo qui, buongiorno dottor Salvemini. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito e per questa importante iniziativa, perché vorrei fare una breve menzione che questo tipo di eventi a mio avviso sono importanti anche per aumentare la condivisione di best practices sul tema della comunicazione.
E grazie anche al collega Salvai con cui abbiamo lavorato spesso in passato che ha potuto, mi sembra anche il programma sia ben pensato, perché lui ha tracciato un ottimo quadro a livello europeo che forse adesso posso un po' completare dal punto di vista delle rappresentanze che lui ha menzionato, quindi il lavoro che noi, diciamo, funzionari della Commissione europea facciamo sul territorio di ogni Stato membro per aiutare un po' a informare i cittadini sull'Europa. Quindi è la parte complementare del lavoro che lui ha menzionato. Io farei forse prima una brevissima introduzione per condividere una riflessione, nel senso voi qui state raccontando una storia dal punto di vista della regione, coinvolgendo anche diversi altri partner nazionali e regionali. Secondo me quando si parla di comunicazione l'Europa ha un ostacolo maggiore. Cioè il nostro dramma di noi che facciamo comunicazione delle politiche europee sul territorio è che per definizione l'Unione Europea è lontana. Voi avete menzionato a Bruxelles si fa molto di più di quello che si sente. È un po' anche la nostra fatica, forse si può anche delineare una sorta di visione concentrica, in cui più le istituzioni sono vicine al cittadino, più in una certa misura è facile far vedere direttamente l'azione diretta. Un comune, un piccolo comune, i cittadini conoscono il sindaco di persona, quindi se si riesce ad avere un finanziamento nazionale, europeo, si fa un piccolo progetto, questa è una risonanza enorme. Con i comuni più grandi l'effetto un po' si diluisce, con la regione ancora un po' di più, figuratevi quando si arriva a parlare di Unione Europea e di fondi che arrivano sul territorio. Noi questo lo vediamo spesso nel nostro lavoro, spesso i beneficiari, i cittadini destinatari dei fondi con cui entriamo in contatto non sanno neanche che dietro a quei fondi dietro quei progetti c'erano dei fondi europei. Quindi questa è una difficoltà in più che noi riscontriamo nel nostro lavoro. E una seconda elemento, una seconda peculiarità dell'Unione Europea che, nel lavoro di comunicazione che incontriamo è un altro ostacolo è che per l'Unione Europea sembra essere ancora in ballo la questione, spesso nel dibattito pubblico, la questione è: serve o non serve? Staremmo meglio senza o con? Quindi nella nostra comunicazione abbiamo diversi livelli in cui a un primo livello dobbiamo semplicemente informare i cittadini che l'Unione esiste in tanti ambiti di cui loro non sono neanche consapevoli, penso. Il secondo livello è cercare di dimostrare che quando esiste ha un valore aggiunto che non si potrebbe avere con altri livelli di governo. Quindi noi siamo una battaglia in un certo senso più elementare di quella che hanno le istituzioni nazionali. La regione non si sognerebbe mai di dover giustificare la propria esistenza, diciamo, tantomeno ovviamente le istituzioni nazionali. Quindi noi ci muoviamo, a mio avviso, con queste due difficoltà in più. Matteo ha già tracciato la distinzione che avrei menzionato anch'io, la distinzione tra vari livelli, quindi comunicazione settoriale o universale, comunicazione fatta a livello, diciamo, standard per tutti gli stati membri, oppure, ritagliata, fatta su misura per ogni stato membro, che è la direzione in cui si sta un po' muovendo. Io aggiungo anche un'altra dimensione, un'altra distinzione, che è la comunicazione che si fa per il grande pubblico, quindi per i cittadini, e un'altra che comunque è importante, che è quella che coinvolge gli esperti, le parti, diciamo, i cosiddetti stakeholder, quindi i diversi livelli istituzionali, gli esperti accademici, le parti sociali, che serve più che informare, in quel caso un po' alimentare il dibattito, andare un po' più in dettaglio su alcuni aspetti specifici e creare rete in molte situazioni. In questo ambito, secondo me, quello che manca un po' è la comunicazione tra stakeholder sul tema della comunicazione. Quindi esattamente quello che state facendo oggi. A mio avviso per questo è un'iniziativa importante, perché la mia impressione lavorando nella comunicazione è che sia a livello europeo, ma anche a livello nazionale, in particolare in Italia, ogni istituzione si trovi spesso un po' a reinventare la ruota per conto suo. Faccio un esempio a livello europeo. Noi lavoriamo molto sul Next Generation EU e sulla comunicazione del PNRR in particolare. Il PNRR, come sapete, è stato creato come strumento d'emergenza in pochissimi mesi nel 2021. Dal punto di vista della comunicazione, purtroppo non si è fatto a tempo a recuperare l'esperienza decennale dei fondi di coesione. I fondi di coesione hanno un apparato di comunicazione, di dati scambiati tra Stati membri, Unione Europea, una mappa, un sistema anche di visibilità per i cittadini molto ormai sviluppato e molto funzionante. Per il PNRR questa cosa non è stata mutuata, quindi si è cercato un po' di recuperare in corso quello che si è potuto. Adesso non mi dilungherò su cosa è stato fatto, però è stato qualcosa in cui si è persa questa dimensione. Lì forse è mancata all'interno della Commissione Europea una comunicazione tra servizi per mettere a frutto le buone pratiche.
Quello che vediamo in Italia è un po' spesso lo stesso, sul PNRR, soprattutto sul PNRR, in cui noi vediamo che ogni comune, ogni regione, ogni ministero spesso reinventano la loro mappa, la loro interfaccia web per mostrare le storie, dei formati visivi, delle visual identities diverse, degli slogan sempre diversi. E questo ovviamente anche lì forse si sarebbe potuto fare di più, con più tempo, però è sempre una riflessione per il futuro, per cercare di non tanto togliere l'autonomia di iniziativa dei vari livelli che è fondamentale, ma un po' mettere a frutto le esperienze per poter agire come effetti di moltiplicazione. Quindi su queste diciamo, su queste sono riflessioni generali. Adesso vi mostro un po' invece in anteprima qualcuno dei risultati che abbiamo raggiunto per il momento con il vostro aiuto. Diciamo, noi ci siamo conosciuti poche settimane fa nell'ambito della prossima campagna che la Commissione europea sta sviluppando in tutti gli Stati membri sul bilancio europeo. Apprezzo il titolo che avete, Next Gen Italia, diciamo, è un titolo interessante, non è il titolo della campagna, il titolo della campagna si chiamerà Più Forti Insieme, però comunque è una suggestione interessante anche quella, quindi Più Forti Insieme, una campagna sul bilancio europeo. Il punto qual è? L'occasione, come potete immaginare, è la proposta di riforma della Commissione europea del bilancio europeo. La campagna però non è sulla proposta di riforma della Commissione, quella è una proposta, come tutti sappiamo, anche abbastanza controversa, si sta discutendo con Consiglio e Parlamento europeo. L'idea era piuttosto nel contesto di questo importante dibattito a livello, che si sta svolgendo a livello europeo, era sensibilizzare i cittadini sul fatto che esistono i fondi europei e che hanno un ruolo importante per loro. Quindi in questo contesto diciamo, si è ricorso alla forma più evoluta al momento che si ha a livello di Commissione europea per fare questo tipo di comunicazione, che è avere una campagna che ha un elemento centralizzato, quindi una visual identities, un claim che è Più Forti Insieme, tradotto nelle varie lingue, uguale per tutti gli Stati membri, un formato molto simile, però poi questo formato generale viene declinato dalle rappresentanze di ogni Stato membro in funzione delle priorità di quel paese e anche, scegliendo delle storie reali di beneficiari di fondi europei da ogni singolo paese. Quindi è un coordinamento che tiene insieme il centro non vorrei dire la periferia, però insomma i luoghi, i territori diciamo, dell'Unione, e che mette insieme che ricorre molto all'elemento che ha menzionato Matteo, quindi una storia emozionale, delle storie individuali di persone che raccontano di andare a approfondire sia la storia dimostrati. Io condivido l'esempio, vi faccio vedere se ho tempo, altrimenti, se vi faccio Sì, vedere qualche sì, immagine. sì. Okay, perfetto, grazie. Allora, innanzitutto vi faccio vedere rapidamente un esempio di campagna centralizzata. Ecco, l'anno scorso, ad esempio, la Commissione europea ha fatto una campagna centrale che era uguale a questa per tutti gli Stati membri, con delle immagini realizzate con non so se d'archivio o con persone reali, però comunque l'idea era che erano le stesse per tutti gli Stati membri, un claim uguale per tutti, tradotto nelle varie lingue, e questi sono andati diciamo, anche sui manifesti in Italia, sulla stampa, per diverse settimane inizio 2025. Subito dopo siamo arrivati noi con la nostra campagna Next Generation EU, che era una campagna sempre fatta in questo modo, quindi con beneficiari del territorio. Lei è Lucia, che ha beneficiato, questa è soltanto sul PNRR, vi sto facendo vedere una campagna, scusate, dell'anno scorso. Quindi i fondi PNRR per persone con disabilità, Federico, che è uno studente dell'Università di Bologna che ha beneficiato di borse di studio, e poi Imma, borse per imprenditoria femminile, che ha realizzato un progetto di identità di realtà virtuale aumentata a Salerno. Noi ovviamente quando lavoriamo in Italia cerchiamo sempre di trovare un bilanciamento tematico e geografico, quindi diverse aree tematiche sempre cercando di coprire nord, centro, sud, per fasce di età e queste cose, come immaginate benissimo. Invece per questa nuova campagna che è adesso in preparazione, vi anticipo verrà lanciata il 10 giugno, a Roma. Matteo probabilmente in quanto, lavora all'ufficio centrale di comunicazione riceverà a breve gli asset per il suo clearance, quindi vi faccio vedere senza le foto non lavorate, ovviamente in via del tutto informale, quindi non abbiamo ancora selezionate, ma a breve verranno prodotte anche con la visual identities. E l'idea lì è simile, quindi qui abbiamo quest'altra campagna che stiamo preparando adesso copre tutti i fondi europei, non soltanto il PNRR. Poi abbiamo Miriam, una studentessa che ha beneficiato di formazione professionale con i fondi ISF Plus, in Umbria.
faccio vedere diverse foto che poi ancora non vedremo quali verranno utilizzate. Qui invece abbiamo Lucia e Leonardo, che sono 2 beneficiari di un'edilizia sociale realizzata con fondi FESR a Siracusa, che raccontano la loro storia. E poi lei è Sara Tognato, quindi è un'impresa agricola vicino Padova, che abbiamo individuato grazie all'aiuto preziosissimo della Regione Veneto, che veramente ci tengo a ringraziare, perché siete stati estremamente efficienti, professionali e rapidissimi nel fornirci supporto. Quindi Sara ha questa azienda agricola molto particolare, perché ha una doppia dimensione. Ovviamente è un'azienda agricola competitiva, che quindi insomma genera un fatturato rilevante e riesce ad essere sostenibile finanziariamente, specializzata nel settore biologico, che però mette anche impiega, diciamo, per statuto della fondazione impiega, lavoratori con disabilità, certo numero di lavoratori con disabilità mentale che sono impiegati a tempo pieno. Quindi è anche una bella storia, diciamo, sociale, di integrazione, di rilancio della comunità locale. Noi nella nostra campagna in realtà quello che puntiamo a fare è creare un'immagine, diffondere una storia in cui tutti gli agricoltori possano riconoscersi. Quindi non punteremo tanto sulla dimensione sociale, che però rimane disponibile su chi vuole approfondire la storia. Torno un secondo subito sopra. Come vedete nei prodotti finali c'è un QR link dove il pubblico può cliccare e rimanda a una pagina web in cui vede sia le interviste dei beneficiari, ma anche trova più informazioni sulla storia, sul progetto, sui fondi europei. Quindi è un modo anche per avere più livelli nella struttura di comunicazione. Tornando a Sara, quindi noi puntiamo nel primo livello sulla dimensione puramente agricola, perché è importante per noi che tutti gli agricoltori possano riconoscersi in questa storia, e poi chi vuole approfondire trova anche la dimensione sociale, di cui ovviamente noi siamo fieri anche come istituzione europea. Quindi qui vedete diverse altre foto, vi faccio vedere rapidamente, che a nostro avviso sono tutte molto belle e rappresentative, tutte centrate sulla persona. Quindi ovviamente in tutti i casi l'azienda non viene in preminenza, non vogliamo fare pubblicità, quello che vogliamo fare emergere la storia umana e imprenditoriale. Chiudo con una riflessione che è ovviamente anche il tema un po' della giornata di oggi. Anche noi lavoriamo un po' sulla comunicazione cross-settoriale, soprattutto Next Generation EU, ma in generale sui fondi europei, quindi non abbiamo una specializzazione in agricoltura. Quello che ci stupisce veramente in agricoltura è, come menzionava anche il direttore in apertura, è che c'è un paradosso. 1/3 del bilancio europeo viene speso per l'agricoltura, e ciò nonostante gli agricoltori, come tutti sappiamo, sono tra le categorie più arrabbiate con l'Europa. Quindi c'è qualcosa che non funziona a qualche livello, e probabilmente a livello di comunicazione anche c'è qualcosa di più che noi potremmo e dovremmo fare per cercare di far passare un messaggio anche un po' diverso, oltre ovviamente all'importanza della comunicazione ai 2 livelli, quella che menzionava Matteo, quindi allo stesso tempo anche ascoltare dai territori cos'è che non va nelle politiche agricole europee, se nonostante questa grossa spesa si genera comunque una certa insoddisfazione. Grazie mille. Grazie, dottor Sabemini. Grazie per l'intervento, anche in questo caso per averci fatto capire di più di come funziona, insomma, anche la rappresentanza della Commissione europea nei diversi paesi e da noi, e anche grazie per questa chiosa, che dopo magari lascerò al dottor Contarin alla fine. E io prima di fare la seconda... possiamo fermarci Ho un anche attimo? scoperto come si seminano. Grazie. Prima di lasciare la parola in qualche modo, come ha detto il dottor Contarin, Deus ex machina della giornata, che purtroppo non può essere qui personalmente, Alessandro Tomasutti, per un piccolo incidente, ma poi magari dirà lui, ma è da remoto in collegamento, vorrei far vedere invece il video come avvicinare i cittadini ad una politica europea che riporta i risultati della comunicazione dello sviluppo rurale del Veneto, perché poi l'intervento di Alessandro sarà proprio dedicato dalle attività ai risultati, gli effetti della comunicazione per lo sviluppo rurale del Veneto. Per cui andiamo con il video 2. Sviluppo rurale Veneto. Come avvicinare i cittadini a una politica europea.
Nel 2022 la Regione del Veneto ha avviato un nuovo percorso per far conoscere ai cittadini i temi, i protagonisti e i risultati della politica di sviluppo rurale. Per fare questo, la Regione si è impegnata a comunicare in modo semplice e allo stesso tempo credibile, con nuove campagne e nuovi prodotti multimediali. Grazie alle storie abbiamo scoperto i volti di chi vive lo sviluppo rurale ogni giorno. Agricoltori, imprenditori, giovani che hanno trasformato un'opportunità in un futuro concreto. Da un diario d'infanzia alla realizzazione dei propri sogni. Le vicende di Chiara, raccontate negli spot pensati per il grande pubblico, ci hanno ricordato quanto sia importante non dimenticare le proprie radici e quanto sia preziosa la possibilità di costruire il domani nella propria terra. Con la campagna di content creation ci siamo rivolti a un pubblico nuovo. Attraverso un linguaggio fresco e diretto, abbiamo mostrato dall'interno luoghi, aziende e progetti che raccontano una comunità viva, capace di innovare senza dimenticare la propria identità. Tra il 2023 e il 2025, le campagne istituzionali hanno registrato complessivamente oltre 4 milioni di visualizzazioni, per un totale di più di 7 milioni di contatti stimati, tra quotidiani online, TV locali e social media. Il quarto episodio della campagna ha raggiunto oltre 1 milione di cittadini veneti, mostrando quanto, con il giusto linguaggio, un tema di settore possa avvicinare un'ampia parte della cittadinanza. Il risultato più importante non è solo arrivare ai cittadini, ma favorire una loro conoscenza reale dello sviluppo rurale e renderli consapevoli che si tratta di una politica che li riguarda tutti. Le indagini demoscopiche hanno fatto emergere che anche grazie alle campagne realizzate, oggi oltre il 56% delle cittadine e dei cittadini veneti ha una maggiore conoscenza delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre è stato rilevato che quasi il 90% dei cittadini veneti ritiene che lo sviluppo rurale sia un tema importante su cui continuare a investire. Raccontare questa politica significa far capire l'importanza del mondo rurale, significa costruire una consapevolezza comune che investire sulla sua crescita sostenibile è un valore per la collettività. Bene, Alessandro Tomasutti, a te la parola. Eccoci, spero mi vediate, mi sentiate, soprattutto mi sentiate. Ti sentiamo ma non ti vediamo. Non vediamo il tuo video. La mia telecamera volto è accesa. Questo è il bello della diretta. Proviamo a vedere in regia se ci sono problemi. Grazie. Perché gli altri due li abbiamo visti tranquillamente, quindi non si vede. No, dicono che è un problema della tua telecamera qui in regia. Ci siamo visti anche prima. Esatto, beh, questo è il bello della diretta, sai che è così. Volete darmi un secondo a provare a uscire e rientrare? Certo, tranquillo. Va bene, proviamo così, dai, sì, un attimo. Esce e rientra senza problemi. Avete visto in questo video intanto un piccolo assunto, insomma, di tutte le attività che sono state svolte e dei risultati che hanno ottenuto, e nell'intervento poi Alessandro entrerà un po' più in profondità su questo, perché è veramente stato un lavoro di squadra quello di mettere la comunicazione come un elemento integrante del programma, e in questo senso i risultati effettivamente hanno dato ragione a questo. Adesso vediamo se rientra e se riusciamo a fargli. Eccolo qui, perfetto. Adesso ti vediamo, Alessandro. Mi sentite? Spero. Sì, ti sentiamo. Vai pure. Benissimo. Grazie Maria Paola, buongiorno a tutti e a tutte, mi scuso per l'assenza dovuta a mere cause di stupidità, ovviamente del sottoscritto, che però non hanno assolutamente compromesso, secondo me, la buona riuscita di questo incontro, che è iniziato secondo me molto, molto bene con i primi due interventi. Mi soffermerò brevemente, faccio una
mini introduzione alla mia presentazione. Vabbè, intanto ringraziando tutto lo staff, i colleghi, Cristina Pagotto, Silvia Maronato, Maria Paola, ovviamente tutto lo staff, e anche ovviamente i nostri dirigenti che hanno creduto in questo tema. Non è facile proporre questo tipo di riflessioni, ovviamente, quando si è ovviamente proiettati su altri tavoli, su questioni molto più grandi e ampie, però trovare questi momenti di confronto sulla comunicazione delle politiche europee credo sia che faccia bene, e l'intervento appunto del dottor Contarina all'inizio ha dato un po' la visione che l'autorità di gestione ha su questo tema, che si è costruita negli anni. L'abbiamo costruita e coltivata questa visione anche attraverso, ad esempio, il percorso di workshop che citava Maria Paola prima. E grazie ovviamente a tutti i presenti che sono in sala, che hanno raccolto un po' questa sfida, perché è un po' una sfida riflettere su queste cose, anche qui, perché siamo sempre travolti da tutte le nostre attività che ci assorbono molto, e trovare il tempo e il modo per confrontarsi e avere un attimo di riflessione su quello che facciamo non è facile, però vuol dire che abbiamo trovato anche chi c'è lì, le persone giuste con cui confrontarci. Dopo gli ultimi 4 anni di attività, sostanzialmente noi sentivamo la necessità appunto di questo momento di confronto, che però fosse a tutti i livelli. L'abbiamo già visto, no? Con i primi 2 interventi legati al mondo della Commissione europea, declinata anche a livello italiano con la rappresentanza, perché il futuro è dietro l'angolo e molte cose cambieranno. Bisogna capire se ci facciamo trovare pronti o no, se ci basta il nostro tran tran, oppure vogliamo affrontarle con un piglio e con una visione diversa. Noi siamo per questa seconda ipotesi. E le ragioni per cui abbiamo fatto questo evento sono molteplici. Io vi elenco solo 3 rapidamente. La prima è un po' quella di ripensare la comunicazione dello sviluppo rurale in termini sia di toni che di contenuti, ed è un po' quello che evocava prima il dottor Contarin, perché non basta più comunicare, informare così, bisogna porsi anche, farsi delle domande come ce le siamo dette. Comunicare determinate cose e far vedere quello che funziona non necessariamente ci deve far passare per dei naif o per dei ben pensanti, cioè quello che diceva giustamente, si diceva lì in apertura, facciamo vedere cosa funziona. Partiamo da quello in maniera onesta, credibile, perché di quello, quella parte là manca, quindi, e dobbiamo sempre tenerla ben presente. E la seconda ragione è, insomma, di questo incontro è quella di creare anche una maggiore consapevolezza tra chi lavora sulla comunicazione delle politiche di sviluppo, perché questo tipo di comunicazione è poco conosciuta, poco studiata e poco percepita dalle stesse persone che la fanno e la praticano tutti i giorni. Banalmente non ci conosciamo tra noi, tra molti, no? Per cui bisogna proprio partire da questo, secondo me, ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo coinvolto anche dei rappresentanti del mondo dell'università, la professoressa Ducci, la professoressa Chicchinato in sala, il professor Vecchiato, proprio perché questo tipo di comunicazione va forse studiata, approfondita, e ci aiuterebbe molto a avere una visione dall'esterno di questo tema. Quindi questo è un altro sotto-obiettivo di questo incontro. Infine, ultima ragione, la necessità impellente, almeno a nostro avviso, di parlare di risultati, di effetti, e qua mi avvicino appunto alla relazione che adesso presento, perché non basta più dire che comunichiamo, dobbiamo anche far capire, per essere credibili, quali sono gli effetti di quello che facciamo, buoni, cattivi, tanto, poco, non importa assolutamente, questo non è rilevante, ma bisogna porsi in questa prospettiva per capire se stiamo andando nella direzione giusta, se stiamo usando gli strumenti giusti, i toni giusti, i linguaggi giusti, se chi
riceve il nostro messaggio, lo ricevi e in quale maniera e che ritorno ci dà. Questo è quello che abbiamo provato a fare in questi anni, specialmente negli ultimi 4 anni. Adesso condivido appunto la presentazione. Insomma, alcuni di voi mi conoscono, comunque sono Alessandro Tomasutti, mi occupo del coordinamento della comunicazione per lo sviluppo rurale del Veneto all'interno appunto della direzione DG FEASR, bonifica e irrigazione della regione del Veneto. Questo brevemente l'indice dei contenuti che andremo a vedere. La prima parte, la colonna di sinistra, è un po' un excursus sul percorso che abbiamo fatto, su cui non mi soffermerò più di tanto. La seconda parte, quella a destra, è invece legata proprio appunto agli effetti e risultati che siamo andati a misurare in questi anni relativamente alle nostre attività di comunicazione. Giusto per avere qualche dato di contesto, perché magari c'è qualcuno anche che conosce meno la nostra realtà, appunto noi siamo l'autorità di gestione per l'applicazione degli interventi a sostegno dello sviluppo rurale all'interno del secondo pilastro della politica agricola comune. Questo che vedete è il budget della programmazione 2023, elemento di complessità dal punto di vista della comunicazione. Dobbiamo far capire che tutto questo viene fatto e sostenuto da 3 entità diverse e molto diverse, come diceva anche, e più o meno lontane dai cittadini, come diceva Rossi Salvemini prima. Questi invece sono i numeri di uno dei nostri target più importanti, quello dei beneficiari e dei potenziali beneficiari. Noi ci rivolgiamo a circa 30.000 beneficiari, 22.000 scusate, beneficiari, di cui 21.000 sono aziende agricole, nel contesto però di circa 63.000 imprese agricole attive sul territorio veneto, che sono i potenziali beneficiari degli interventi. E quindi questo ci dà la dimensione e la sfida di quello che facciamo. Come Regione del Veneto, autorità di gestione, noi ci muoviamo, ha sempre stato il nostro piglio da un po' di anni a questa parte, andare molto oltre gli adempimenti, e lo si capisce già dallo stanziamento delle risorse che c'è stato negli ultimi 4 anni, quasi 1 milione di euro, 978.000 euro, per fare cosa? Per cercare di avvicinarci e avvicinare a noi quei 5 milioni di cittadini veneti, quelle 63.000 imprese agricole attive e gli 88 partner. Questo è un po' il percorso che abbiamo fatto dal 2015 a oggi. In particolare nel 2015 ci siamo dati per la prima volta una vera e propria strategia di comunicazione che per noi è un po' la bussola, soprattutto quando si lavora, a volte si perdono di vista le priorità, e questa ci aiuta banalmente a incasellare meglio quello che facciamo e a dargli ordine. Questi sono invece gli obiettivi, non mi soffermo più di tanto, sono obiettivi comprensibili che noi cerchiamo sempre di incardinare a dei pubblici, come vedete, a dei target in maniera precisa, che viene declinata ogni anno in un piano annuale. Questo invece è il percorso dell'attività rivolta ai cittadini che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni. Come vedete, nella parte superiore ci sono le 4 parti della campagna istituzionale, legata alla storia di Chiara, che è stata vista e citata in precedenza. Nella parte inferiore invece le altre campagne più mirate, più circoscritte, che però sono state appunto fondamentali. Questo è stato un po' il nostro percorso che ha scandito le attività degli ultimi 4 anni. Parallelamente, qua entriamo di più nel merito dell'intervento che sto facendo, abbiamo accompagnato tutte queste azioni però con delle indagini in maniera sistematica, in maniera che fossero replicate e potessero raccogliere dei dati e li potessero misurare in itinere, potendoli confrontare continuamente, capire anche l'evoluzione della risposta, in particolare della cittadinanza. Per farlo, ovviamente, potevamo certo farlo da soli, insieme con la Fondazione Brodolini, che ha fatto in qualche modo da garante qualcosa di più dal punto di vista metodologico, perché non basta affidare
le ricerche, l'indagine esternamente, serve un sovrintendere a questa cosa con professionalità e poi andare soprattutto ad elaborare dei dati e a sviluppare delle riflessioni, che forse è la cosa ancora più difficile. E quindi questo ci ha permesso di distillare i numeri che andiamo a vedere, appunto, risultati ed effetti. Andiamo a vedere tre livelli diversi: l'esposizione, la comprensione dei messaggi e l'opinione. Sono tre livelli diversi di effetti. Banalmente l'esposizione è quanta parte della cittadinanza pensiamo di essere riusciti a raggiungere. Le indagini ci hanno restituito questo. Lo vedete, queste sono sulle colonne, ci sono le 4 campagne. La prima è la campagna istituzionale, la seconda è la campagna legata alle storie, ai casi e alle buone pratiche, la terza è stato il progetto di content creation e l'ultima è appunto l'ultima puntata della vicende di Chiara. E dai dati che abbiamo raccolto, appunto, oscilliamo tra un 9-10% di popolazione raggiunta fino a un 24%, che commisurato alle risorse che avevamo a disposizione riteniamo sia stato un ottimo risultato, coerente, anche perché poi queste cose vanno misurate rispetto all'opinione e ai messaggi che vengono colti e che vedremo dopo. A livello invece di piano, siamo andati a fare proprio un'indagine su tutto il piano a valle di tutte le attività e quindi anche con una certa distanza temporale ovviamente rispetto alla prima campagna, per esempio, sono intercorsi 3 anni, possiamo dire di aver raggiunto circa il 30% della popolazione con l'insieme di tutte le attività. Ovviamente le campagne verso la cittadinanza sono un po' il cuore di tutto questo, il motore. Però, ecco, questo è il dato che ci ha restituito l'indagine fatta a novembre 2025, che è un po' la nostra base di partenza. Ovviamente questo non basta, bisogna capire poi quanto siamo riusciti ad arrivare e con quali effetti. All'interno di questo siamo andati a vedere che ovviamente i prodotti video sono una parte importantissima perché circa il 22% della cittadinanza, o meglio di chi appunto ha usufruito delle attività, è stato esposto alle attività del piano di comunicazione, è legato appunto in particolare ai prodotti multimediali. Per quanto riguarda invece la conoscenza, questo è un dato centrale, molto importante, anche per noi diventa una baseline fondamentale. Abbiamo misurato il livello di conoscenza, e lo vedete il quesito a destra, riguardante la politica di sviluppo rurale. È un dato probabilmente in linea anche con le misurazioni che comunque fa la Commissione europea, con altre metodologie ovviamente su Eurobarometro. È un dato che da una parte è confortante e dall'altra, come vedete, lascia ampi margini di miglioramento. E qua vedete l'andamento, e questa è la cosa forse più interessante, e dopo una fase di oscillazione vedete che c'è una tendenza alla crescita stabilizzata, insomma siamo partiti dal 51%, siamo arrivati al 55,4%, però in maniera stabilizzata. E questo è sicuramente parte dell'effetto del piano di comunicazione. Siamo andati anche a misurare però e ad approfondire quella che è la conoscenza non assistita di molte delle sigle che girano intorno alla programmazione, alla PAC, e siamo andati a vedere quali erano più familiari. Diciamo, è una via di mezzo tra una rilevazione spontanea e una suggerita, e anche questo ci ha dato delle indicazioni importanti. Avete visto, abbiamo inserito anche i riferimenti ad altri fondi, perché ovviamente nell'immaginario della cittadinanza non è tutto in ordine, ovviamente, no? Nella testa bisogna andare a cercare di capire effettivamente cosa e come viene percepito, e questi sono i risultati della restituzione. Ovviamente la PAC gode di una buona notorietà e poi i vari fondi hanno delle differenze tra loro, probabilmente anche storiche,
ma insomma comunque sono dati che per noi sono comunque importanti e che vogliamo condividere. Per quanto riguarda le fonti di conoscenza, c'è ancora una componente importante della televisione, ma se noi andiamo a sommare i siti web, tutto quello che riguarda il mondo digital, in pratica andiamo a pareggiare quello che è il risultato, l'effetto del canale più storico, diciamo, della comunicazione del mondo, della comunicazione di massa, e anche questa la dice lunga appunto sull'efficacia anche in qualche modo di quello che siamo andati a fare. Scorro rapidamente i dati di esposizione delle singole campagne solo per evidenziare l'età. 18-34 è l'età che maggiormente siamo riusciti a raggiungere con queste campagne, e la differenza di genere, che rimane ancora abbastanza ampia, ma che ad esempio con la campagna delle content creator, con i content creator, si è pareggiata. Anche questa è un'indicazione, una risposta interessante che ci può dare appunto delle indicazioni anche per il futuro. A livello di comprensione invece abbiamo raccolto una serie di risposte rispetto a una batteria di domande che avevamo fatto rispetto a vari aspetti di come poteva essere vista la politica di sviluppo rurale, e un risultato importante secondo noi è quello, e possiamo dirlo, che circa il 90% dei cittadini comunque ha accolto l'importanza degli investimenti in agricoltura per la vita di tutti, e lo vedete in particolare è la quarta voce del grafico, con un 54,4% che lo dice addirittura pienamente di aver compreso questo messaggio, mentre il 90% circa sempre ha colto la capacità di far conoscere le opportunità offerte dallo sviluppo rurale, e anche questo è un risultato che ci conforta. Al terzo livello invece passiamo al livello dell'opinione e dell'attivazione, e qui abbiamo due dati che a nostro parere sono forse tra i più positivi tra quelli che abbiamo raccolto. Perché? Perché chi è stato esposto alle attività del piano di comunicazione del sviluppo rurale veneto, il 48,3% dichiara che il suo interesse è aumentato a seguito di queste azioni. E questo è un ottimo risultato, perché non basta dire ho raggiunto tot persone, bisogna anche capire quale effetto hai avuto. Potrebbe essere anche un effetto boomerang, no? È stato detto anche in apertura di evento, a volte non basta raggiungere le persone e una platea ampia, bisogna capire cosa succede, e questo dato per noi è un segnale molto importante. Ancora più importante è l'effetto propagazione, l'attivazione, cioè il 36,2% dei cittadini esposto alle nostre campagne, alle nostre attività, dice di aver parlato con qualcuno dei contenuti che ha fruito, e questa è un effetto leva, in qualche modo propagazione importantissimo, che ci portiamo dietro e che riteniamo che ci conforta anche dal punto di vista evidentemente dei contenuti e del modo in cui li abbiamo veicolati. Sto per finire, questi gli ultimi dati. Sempre a livello di opinione, il 74,2% dei cittadini ritiene che lo sviluppo rurale sia un tema importante per il futuro del Veneto. È un dato non scontato che la dice lunga sulla sensibilità comunque verso il mondo rurale che ha la cittadinanza, soprattutto nel momento in cui viene comunicata in un certo modo. Concludo con il tema della trasparenza, su cui invece dobbiamo comunque lavorare. Il 19,5% dei cittadini ritiene che l'azione di comunicazione ha influito molto sulla trasparenza. È un buon risultato, ma qui i margini di miglioramento sono ampi. Il 57,6% dice solo abbastanza, quindi su questo c'è da lavorare.
ci lavoreremo, soprattutto ad esempio nel comunicare meglio i risultati e gli effetti anche numerici degli interventi e quale impatto ha la politica effettivamente sulla vita di tutti. Queste sono le conclusioni. Rapidamente abbiamo emerso appunto, sono emersi dei profili molto interessanti da queste analisi, i consapevoli impegnati, gli informati selettivi, periferici, che anche quelli sono una sfida per noi, lo saranno. C'è comunque una fascia che si fa difficoltà a coinvolgere e dovremo sempre avere ben presente anche questo. Ci ha confortato molto la risposta della fascia 18-24 e ci ha anche sorpreso davvero nell'analizzare i dati. Ci fa credere che dobbiamo insistere evidentemente su certi tipi di messaggi e su certi tipi di canali. L'audience l'abbiamo già vista, insomma il risultato del 30% commisurato alle risorse disponibili lo riteniamo un buon risultato. E infine appunto questa pietra miliare che ci portiamo dietro, questo 55,4% di conoscenza dei fondi europei per lo sviluppo rurale, che per noi sarà importante cercare di consolidare e migliorare. Qui invece solo rapidamente, e concludo davvero, qualche dato sulla campagna di comunicazione che stiamo facendo proprio sui risultati in questi giorni, su alcune testate regionali e su Meta e su YouTube. Stiamo proponendo il video che avete visto sui risultati di poco fa e un redazionale che spiega un po' il senso di quello che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni a livello di comunicazione. E anche qua devo dire, nonostante la settorialità e la specificità del tema, non certo per il grande pubblico, la risposta in termini di visualizzazione anche a 15 secondi, ad esempio su Meta, è davvero buona. E ringrazio Rosario Donzalone per la tempestività con cui ci ha condiviso anche questi risultati. Bene, per me è tutto. Se ci sono domande, se ci sono appunto spunti di dibattito, ci sentiremo più tardi. Grazie a tutte e a tutti. Grazie Alessandro per la presentazione, per i dati che ci hai fornito. E adesso io lascerei la parola a Silvia Belli della DGR Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, proprio perché anche in Friuli Venezia Giulia la comunicazione dello sviluppo rurale è un asset estremamente importante, quindi facciamoci raccontare da lei come lo hanno affrontato. Grazie Silvia. Buongiorno, intanto io ringrazio per essere qua perché è veramente un'occasione per me quasi incredibile poter parlare del mio lavoro in questi termini, perché immagino che anche in Regione del Veneto sia la stessa cosa. Da noi le cose si fanno e non si dicono, il che dovrebbe essere contrario alla comunicazione, ma è così. E mi complimento con la DG e anche con il ciclista Tomasutti per i risultati esposti, perché sono veramente degni di nota e diciamo nel nostro piccolo, ecco, noi siamo i cugini piccoli della Regione del Veneto. La Regione del Veneto ha raggiunto piccoli, giovani non lo so, ma piccoli sicuramente. Tomasutti parlava di 22.000 beneficiari, ecco il PSR, quindi la programmazione appena conclusa della Regione Friuli Venezia Giulia ha visto 6.000 beneficiari, questo per darvi un'idea delle proporzioni, e ovviamente anche la nostra capacità economica sia a livello di contributi erogati, sia anche a livello di possibilità comunicative, appunto dal punto di vista economico è un po' diversa. Anche per questo motivo la mia scelta di presentazione è stata un pochino diversa, nel senso siamo di sicuro in un contesto in cui si esprimono le possibilità della comunicazione futura
Fatemi fare una breve battuta di parentesi. La comunicazione europea sta andando dal generale sempre più al locale per essere sempre più targetizzata. La programmazione sta facendo il percorso contrario. Chi ha ragione lo vedremo, insomma. E quindi ho scelto di presentarvi una riflessione su come la comunicazione dello sviluppo rurale in Friuli Venezia Giulia venga utilizzata in qualche modo come mezzo di aggregazione. In realtà pensavo di essere in controtendenza, ma dai ragionamenti che ho sentito invece non siamo i soli ad andare in questo senso. Io sono Silvia Belli, lavoro per l'autorità di gestione regionale del PS PAC in Friuli Venezia Giulia, mi occupo delle attività di comunicazione del FEASR e diciamo di supportare proprio la direzione agricoltura della mia regione nelle attività di comunicazione. Iniziamo a parlare di quello che può essere lo sviluppo rurale, quindi non solo economia, perché l'agricoltura non è solo economia. Lo sviluppo rurale è anche relazione tra le persone, tra gli agricoltori, tra il mondo rurale e il resto dei mondi produttivi. È partecipazione, è identità territoriale. Noi non possiamo staccarci dalle nostre identità territoriali perché abbiamo capito che il valore dei nostri prodotti è essere territoriali. Per questo sono nati tutti i marchi IGP, DOC, DOCG, eccetera. E dobbiamo essere comunità. Vi racconto una storia che probabilmente si troverà anche in altre regioni. Nella nostra regione si chiamano i beneandanti, i nati con la camicia. Non so se sapete da cosa deriva questo modo di dire, sono quelli che sono nati nel sacco amniotico, ma sono anche quelli fortunati. Da noi i beneandanti erano, diciamo nel periodo dell'Inquisizione sono anche stati calcolati come stregoni, ma questo lasciamolo a parte. Erano dei personaggi beneandanti perché vagavano all'interno di tutto il territorio regionale. Cosa facevano? Sì, la superstizione del mondo agricolo pensava che togliessero il malocchio, pensava che di notte potessero uscire dal loro corpo per dialogare con tutti gli spiriti del male e quindi portarli via. Pensiamo a un mondo animistico nel quale comunque veniva personalizzata anche il meteo e quant'altro poteva andare a distruggere i raccolti, no? Quindi queste persone funzionavano anche a questo. Ma in realtà una delle loro grandi funzioni, girando tutto il territorio, era portare in giro storie. In Friuli esiste, nelle case, soprattutto nelle case più benestanti, esiste una formazione che si chiama fogolar. Non è nient'altro che il focolare delle case che era coperto da un camino e attorno al quale venivano costruite delle panche. Qui la sera o il tardo pomeriggio col buio si riuniva la famiglia, si riunivano gli amici e quando arrivavano i beneandanti si riunivano tutti intorno al fogolar per sentire le storie. E le storie erano storie del bambino di Nina che è caduto dalla macchina agricola e si è fatto male e ha insegnato ai bambini che non si sale sulle macchine agricole. Di Meni che ha piantato quella pianta in quel momento e guarda come è venuta bene. E quindi anche nel mondo agricolo, oltre che insomma tante storie diverse, anche nel mondo agricolo, questo passaggio di conoscenze aiutava il territorio. Ecco, la comunicazione rende possibile la relazione. Noi siamo un territorio molto frammentato. Credo come molti territori italiani noi siamo molto compressi, abbiamo le montagne, la pianura, la costa, siamo composti da piccoli comuni e, questa è la nostra specialità, abbiamo delle comunità linguistiche molto forti. All'interno del Friuli Venezia Giulia sono riconosciute 4 lingue, sono riconosciute proprio a livello di consiglio regionale, di amministrazione, di tutto. Noi parliamo, io no, ma noi diciamo che parliamo 4 lingue, io ne parlo 3 delle 4, la quarta non mi appartiene purtroppo. Noi parliamo ovviamente l'italiano, la lingua madre, il friulano, che non è un dialetto, una lingua, parliamo lo sloveno, per la nostra vicinanza agli sloveni, e parliamo il tedesco. Queste sono le lingue ufficiali. In realtà in regione c'è il ladino,
C'è il russo, perché c'è una comunità russa abbastanza forte, e ci sono i veneti, quelli ovunque. Sì. E quindi sono comunità molto forti e molto identitarie. Vedete poi che vi ho messo anche le varie parti, insomma, Alpi, Prealpi, colline, ma insomma se siete stati in Friuli avete visto tutti questi territori. La mappa che vedete qua è la disposizione dell'erogazione dei nostri contributi nel territorio, come vedete ovunque, con concentrazioni diverse ovunque. Quindi noi andiamo a parlare a tutti questi target molto diversi. La sfida è trasformare la diversità in collaborazione. La diversità da noi è forte, è percepita, ci sono, chiamiamole lotte, che vengono dal passato, i triestini e gli udinesi non si amano, non si ameranno mai, presumo. I pordenonesi sono molto più vicini al Veneto che non al Friuli. Il Friuli non è la nostra regione, il Friuli è una parte della nostra regione. Noi siamo Friuli Venezia Giulia perché anche nel nome della nostra regione ci sono anime diverse. In tutto questo dobbiamo cercare la collaborazione. Come la cerchiamo? Comunicando. È l'unico modo per poterlo fare. Ma la pubblica amministrazione non può solo comunicare verso i cittadini, perché la nostra comunicazione è legata a un linguaggio burocratico, è una comunicazione tecnica, è una comunicazione che crea distanza. Noi invece dobbiamo coinvolgere i cittadini, dobbiamo coinvolgere il nostro target, dobbiamo rendere accessibile quello che facciamo a tutti e dobbiamo portare avanti la partecipazione della società civile, dei nostri beneficiari, nel nostro lavoro. La storia che raccontavo prima dei beneandanti, le persone non si aggregano intorno ai documenti, le persone si aggregano attorno alle storie che raccontiamo. Il Friuli Venezia Giulia possiede un enorme patrimonio narrativo, possedendo diversità, quindi tante filiere. Sapete che è una delle regioni con più di biodiversità in Europa. Abbiamo turismo lento, abbiamo la ciclovia Alpe Adria che ci porta turisti dalla Germania e dall'Austria e arriva dalla nostra montagna fino al mare. Abbiamo innovazione rurale, abbiamo delle aziende uniche in Europa, per esempio una che produce barbatelle che esporta in tutto il mondo, imprese giovani, e abbiamo la cultura locale. La comunicazione efficace. Prima nel piano di comunicazione, anche noi siamo dotati di un piano di comunicazione ovviamente con obiettivi diversi da questi, ma ci sono degli obiettivi interni al piano di comunicazione, che sono quello di creare comunità, di creare fiducia, di connettere gli attori che partecipano e che devono partecipare al nostro lavoro, di favorire la partecipazione e di costruire l'appartenenza. Iniziamo a essere storyteller perché dobbiamo raccontare storie, ma soprattutto dobbiamo facilitare le relazioni tra i vari target, l'aggregazione di cui parlavo prima. Quindi dobbiamo tradurre la nostra complessità di pubbliche amministrazioni, renderla più semplice. E dobbiamo tradurre la complessità dell'Europa. Il collega prima diceva che l'Europa viene percepita come distante, non solo perché lo è fisicamente, ma anche perché non si mette a livello di chi la fruisce in qualche modo. Dobbiamo dare voce ai nostri territori, perché questa è la nostra forza, soprattutto di regioni, quindi di entità territoriali locali. Costruire reti e generare fiducia. Dobbiamo rendere visibile ciò che spesso è invisibile. Questa foto qua è uno dei progetti che abbiamo realizzato dopo il Covid. Il Covid ha mosso in noi tante cose, in tutti presumo. Abbiamo deciso di fare un approfondimento sul ruolo sociale dell'agricoltura. Questa è una cooperativa sociale che si chiama Dopo di Noi perché
è creata da genitori che hanno figli con disabilità e non sanno quale potrà essere ovviamente il futuro dopo di loro dei loro figli. Hanno creato una cooperativa agricola dove hanno chiamato ovviamente degli agricoltori professionisti che lavorano con i ragazzi e fanno allevamento, fanno tante cose. Ecco, queste sono le storie che noi dobbiamo raccontare anche dell'agricoltura, perché è vero, come dicevo prima, che l'agricoltura è economia, ma non è solo quello. Se noi non raccontiamo queste storie, non raccontiamo la parte invisibile che però diventa la parte fondamentale per il resto della società. L'altra domanda che ci siamo fatti è sul digitale. Il digitale è uno spazio di connessione? Sì, sicuramente. Storytelling, video brevi, mappe interattive, podcast, community, l'intelligenza artificiale. L'anno scorso abbiamo fatto un grande evento di 3 giorni proprio sull'intelligenza artificiale in agricoltura, con una fase specifica sull'intelligenza artificiale in comunicazione. Quindi sicuramente il digitale è uno spazio di connessione, come potete vedere noi lo utilizziamo, non siamo proprio dei fruitori assidui, nel senso che per alcune parti ci appoggiamo per esempio ai mezzi regionali, altri li gestiamo in prima persona. Ma è uno spazio di relazione e fiducia il digitale. Questo ce lo siamo chiesti in maniera forte e la risposta è stata sì, se la fiducia è stata creata prima. Se c'è un altro tipo di rapporto, allora il digitale è un volano per aumentare tutto ciò che è stato fatto in altro modo. E la fiducia è il nostro vero capitale sociale. Noi proponiamo servizi e quindi abbiamo bisogno di essere in qualche modo riconosciuti come autentici, come coerenti, dare continuità alla nostra comunicazione ed essere più vicini possibile al nostro target. Quali le azioni concrete? Allora, partiamo da quello che c'è stato prima. Questo vi parlo in generale della PA, ma questo ci coinvolge molto. Campagne mediatiche contro la PA. Anche politiche contro la PA, fannulloni, fancazzisti, mettetela un po' come volete, hanno minato la base della fiducia dei cittadini. Noi, come sviluppo rurale, con il nostro target abbiamo un rapporto mediato dai CA, banalmente, ci sono tante forze che intervengono e quindi non abbiamo un rapporto diretto. In più ci sono state, come credo dappertutto, difficoltà nei pagamenti, la complessità normativa, le difficoltà di linguaggio, il fatto di continuare a cambiare i nomi delle misure, i nomi dei programmi, i nomi di tutto, che non ce li ricordiamo nemmeno noi, figuriamoci cosa si ricordano quelli fuori. La nostra risposta è metterci la faccia, perché la faccia è ancora quello che ci differenzia da tutto quello che è virtuale, dall'intelligenza artificiale. La faccia significa la persona, significa far percepire che la PA è composta da persone, non è un'entità che sta in un palazzo e decide della vita degli altri. Significa dimostrare che chi lavora allo sviluppo rurale è competente, è impegnato, lavora nel rispetto di regole, ma per il bene comune, perché la pubblica amministrazione gestisce la res publica, la cosa pubblica, il bene comune. E questo qualunque funzionario o lavoratore della pubblica amministrazione deve averlo sempre bene in mente. Ma la faccia non può essere solo la nostra, nel senso che la nostra è importante, ma la reputazione si forma grazie anche alle opinioni di chi ha usufruito del nostro servizio. Questo i social ce lo insegnano benissimo, gli influencer ce lo insegnano benissimo, noi lo facciamo a un livello più piccolo, per questo dicevo siamo i cugini piccoli, perché noi siamo più piccoli e forse questo c'è più semplice rispetto ad altri territori. La comunicazione deve essere orizzontale. Orizzontale significa che non faccio una comunicazione calata dall'alto, ma che vado a parlare con le persone. Da gennaio 2025 lo sviluppo rurale ha fatto 3 fiere, 6 eventi e 45 incontri sul territorio. Vuol dire che ogni settimana qualcuno di noi è fuori a incontrare il territorio, a incontrare chi? Agricoltori, GAL, scuole, enti, tutto il nostro target.
oltre 4.500 persone incontrate in questi eventi. Non sono visualizzazioni, sono conversazioni, è diverso. La comunicazione è far vedere le persone. Ogni anno approfondiamo un tema specifico, le donne, i giovani, l'agricoltura sociale, l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura di montagna. Scegliamo i beneficiari, andiamo a fare servizi fotografici, li conosciamo, li intervistiamo e assieme a loro sviluppiamo questo tema. Li facciamo parlare. Abbiamo scelto un mezzo che non è più così considerato come la radio per far parlare le persone, perché viviamo nella società dell'immagine e immagine intesa anche come video è sicuramente importante, ma quando le persone parlano soltanto vengono ascoltate di più che non anche quando c'è il visivo. Quindi abbiamo creato, attraverso un ufficio stampa dedicato, abbiamo creato anche delle trasmissioni radio, addirittura quella che vedete qua è una trasmissione radio in lingua friulana proprio sulla parte dell'agricoltura. La comunicazione deve far partecipare le persone, quindi creiamo eventi nelle quali le aziende si raccontano e nelle quali raccontano il supporto dei fondi europei, e creiamo panel di discussione, cioè incontriamo le aziende che ci raccontano le tematiche relative all'utilizzo dei fondi. Deve farle collaborare, promuoviamo eventi nei quali si ampli la collaborazione. Sapete che abbiamo anche delle misure dedicate, abbiamo la formazione e quindi anche attraverso la comunicazione diamo forza a tutto questo. Scusate, ho saltato una slide. Non siamo soli. Noi lavoriamo con gli altri fondi europei presenti in regione. Dalla programmazione 14-22 abbiamo avviato insieme agli altri fondi un'aggregazione soprattutto sulla parte di comunicazione. Partiamo da un accordo unitario proprio con lo stesso fornitore, quindi c'è un contratto quadro e abbiamo sviluppato insieme varie parti della nostra comunicazione. Questa è una parte del portale Europa, è un portale dedicato solo ai fondi europei in regione. E qua vedete vari elementi. Le 4 foto sopra sono una campagna molto divertente che è stata fatta in cui FSE, FESR e FEASR hanno unito varie foto e con diciamo una pretesa leggermente artistica diciamo, hanno fatto queste composizioni particolari in cui ci sono le parti dei beneficiari di tutti e 3 i fondi. Vedete l'ultima, c'è la cantina vitivinicola, c'è la realizzazione di una pista ciclabile, questa persona è un beneficiario del FESR che ha realizzato un progetto particolare per cui va a monitorare delle situazioni col tablet. Sì, questo è stato più diciamo un gioco, però abbiamo realizzato tanti eventi. Per esempio uno dei filoni che abbiamo toccato in maniera forte è stato quello della sostenibilità, che ovviamente coinvolge di più tutti i fondi, per cui qua vedete la locandina di un convegno che abbiamo fatto nello stile TED, e se abbiamo ancora tempo possiamo vedere un video che abbiamo realizzato insieme al Porfesre. Vi chiedo di mandare il video 3 del Friuli Venezia Giulia dalla regia, grazie. Creare, progettare e innovare fa parte di noi e del nostro modo di stare al mondo, da sempre. Ma oggi la vera sfida è continuare a farlo nel rispetto dell'ambiente e delle risorse esistenti, perché la soddisfazione dei bisogni immediati non comprometta la capacità delle generazioni che verranno di soddisfare i propri. Per andare in questa direzione bisogna impegnarsi nel presente con uno sguardo che abbraccia anche il futuro. È quello che hanno fatto i progetti realizzati con i fondi europei del PSR e del FESR gestiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con soluzioni che preservano l'ambiente, favoriscono le giovani generazioni dando risalto ad un meraviglioso territorio e rispettano il patto più importante: proteggere il futuro di tutti. Dei giovani, ma anche di quelli che non sono ancora nati, perché le nostre risorse appartengono anche a loro.
Freeland è nata nel 2018 e siamo attivi da agosto 2020. Offriamo esperienze della natura ai nostri ospiti. Come partner abbiamo trovato la Regione, che con un Porfeser ci ha aiutato nello sviluppo tecnologico dell'alloggio e con l'avviamento dell'attività. Sostenibilità per noi significa non fare consumo di suolo, cioè i nostri alloggi non hanno bisogno di allacciamenti con reti idriche, elettriche o fognarie. Grazie al Porfeser regionale siamo riusciti a sviluppare delle tecnologie che ci permettono di posizionare i nostri alloggi in modo temporaneo e quando li spostiamo lasciare solo il segno dell'impronta della gomma. Abbiamo installato nei nostri alloggi un piccolo schermetto che in tempo reale comunica ai nostri ospiti i litri di acqua che consumano e i kilowatt di elettricità, per sensibilizzare le persone sull'uso delle risorse dell'ambiente. Noi siamo partiti nel 2008 con lo sviluppo di un'azienda che aveva l'intento di recuperare e ripristinare aree marginali e anche in stato di abbandono. La nostra azienda quindi intende la sostenibilità ambientale come un recupero delle aree in maniera verticale dai 1800-2000 metri fino ai 400 del paese in cui operiamo. Oltre alla produzione ortofrutticola abbiamo una serie di prodotti legati al territorio, per esempio con la produzione e la trasformazione di erbe spontanee e di frutti del sottobosco. Cerchiamo di dare dei servizi alla comunità. Grazie ai contributi della Regione e dal PSR abbiamo ristrutturato il vecchio albergo di famiglia, creato 4 unità abitative per l'accoglienza, abbiamo predisposto un piccolo spazio aziendale ed una sala degustazione. Questo è un progetto nato qualche anno fa, appunto finanziato dai fondi del Porfeser 2014-2020. Diciamo che è un progetto di carattere ambientale che ha il suo focus appunto sulla sostenibilità. È un progetto che in realtà acquisire ai cittadini una consapevolezza sui propri comportamenti e come i propri comportamenti possono incidere sulla qualità della vita e sulla qualità ambientale della città. Questa zona era una zona molto trafficata che nel corso del tempo appunto ha visto una riduzione del traffico veicolare e un aumento proprio per la realizzazione della pista ciclabile della ciclabilità. È un dato molto significativo perché ci dice come il traffico veicolare e l'aumento della ciclabilità aiuta la qualità dell'aria. Il progetto della sostenibilità nella nostra azienda l'abbiamo pensato e studiato già 30 anni fa, decidendo di fare viticoltura nelle terre vocate alla viticoltura dove non c'è irrigazione. In tutto questo progetto, specialmente nell'ultima realizzazione che è la nostra cantina, abbiamo trovato il partner che ci ha veramente dato una mano, che è la Regione Friuli Venezia Giulia, dandoci questa opportunità di fare investimenti molto importanti che da soli sarebbe stato molto più difficile. La nostra cantina è stata realizzata senza dover usare macchinari per raffrescarla, macchinari per tenere l'umidità, quindi è legata esclusivamente a un equilibrio suo naturale. Per me è un grande onore e responsabilità portare avanti il lavoro della generazione di mio padre, ma di un intero territorio, dove la salvaguardia dei nostri terreni, della parte vitivinicola ma anche del vino, parlare di identità della nostra terra, essere concentrati sulla biodiversità, sulla vitalità del nostro terreno e cercare con l'innovazione di migliorare tutto il lavoro svolto. È così che si vince la sfida che tutti siamo chiamati a raccogliere. Migliorare la nostra vita oggi, difendendo, allo stesso tempo, quella di tutti domani. Ecco, io ho concluso, come vedete ovviamente c'è anche tutta una componente emotiva, niente di tutto quello che hanno detto è stato suggerito, cioè noi prendiamo interviste e così
diciamo, le inseriamo. È chiaro che questo è il lavoro di metterci la faccia, cioè le persone capiscono qual è il valore di quello che ricevono, perché lo ricevono anche dalle persone, e capiscono anche il lavoro che sta dietro al fatto di ricevere dei fondi e anche qual è il loro ruolo all'interno di una società più ampia. Grazie Silvia Belli per questo bel contributo da parte del Friuli Venezia Giulia. Allora, io direi, visto che sono le 11:44, di fare la nostra pausa, però vi chiedo 10 minuti di pausa perché poi abbiamo ancora molte cose da vedere insieme e sulle quali confrontarci. 10 minuti e ci ritroviamo qui. Quanto, con il giusto linguaggio, un tema di settore possa avvicinare un'ampia parte della cittadinanza. Il risultato più importante non è solo arrivare ai cittadini, ma favorire una loro conoscenza reale dello sviluppo rurale e renderli consapevoli che si tratta di una politica che li riguarda tutti. Le indagini demoscopiche hanno fatto emergere che anche grazie alle campagne realizzate, oggi oltre il 56% delle cittadine e dei cittadini veneti ha una maggiore conoscenza delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre è stato rilevato che quasi il 90% dei cittadini veneti ritiene che lo sviluppo rurale sia un tema importante su cui continuare a investire. Raccontare questa politica significa far capire l'importanza del mondo rurale, significa costruire una consapevolezza comune che investire sulla sua crescita sostenibile è un valore per la collettività. Creare, progettare e innovare fa parte di noi e del nostro modo di stare al mondo, da sempre. Ma oggi la vera sfida è continuare a farlo nel rispetto dell'ambiente e delle risorse esistenti, perché la soddisfazione dei bisogni immediati non comprometta la capacità delle generazioni che verranno di soddisfare i propri. Per andare in questa direzione bisogna impegnarsi nel presente con uno sguardo che abbraccia anche il futuro. È quello che hanno fatto i progetti realizzati con i fondi europei del PSR e del FESR gestiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con soluzioni che preservano l'ambiente, favoriscono le giovani generazioni dando risalto ad un meraviglioso territorio e rispettano il patto più importante, proteggere il futuro di tutti. Dei giovani, ma anche di quelli che non sono ancora nati, perché le nostre risorse appartengono anche a loro. Freeland è nata nel 2018 e siamo attivi da agosto 2020. Offriamo esperienze della natura ai nostri ospiti. Come partner abbiamo trovato la Regione, che con un Porfeser ci ha aiutato nello sviluppo tecnologico dell'alloggio e con l'avviamento dell'attività. Sostenibilità per noi significa non fare consumo di suolo, cioè i nostri alloggi non hanno bisogno di allacciamenti con reti idriche, elettriche o fognarie. Grazie al Porfeser regionale siamo riusciti a sviluppare delle tecnologie che ci permettono di posizionare i nostri alloggi in modo temporaneo e quando li spostiamo lasciare solo il segno dell'impronta della gomma. Abbiamo installato nei nostri alloggi un piccolo schermetto che in tempo reale comunica ai nostri ospiti i litri di acqua che consumano e kilowatt di elettricità, per sensibilizzare le persone sull'uso delle risorse dell'ambiente. Noi siamo partiti nel 2008 con lo sviluppo di un'azienda che aveva l'intento di recuperare e ripristinare aree marginali e anche in stato di abbandono. La nostra azienda quindi intende la sostenibilità ambientale come un recupero delle aree in maniera verticale dai 1800-2000 metri fino ai 400 del paese in cui operiamo. Oltre alla produzione ortofrutticola abbiamo una serie di prodotti legati al territorio, per esempio con la produzione e la trasformazione di erbe spontanee e di frutti del sottobosco. Cerchiamo di dare dei servizi alla comunità. Grazie ai contributi della Regione e dal PSR abbiamo ristrutturato il vecchio albergo di famiglia, creato 4 unità abitative per l'accoglienza, abbiamo predisposto un piccolo spazio aziendale ed una sala degustazione. Questo è un progetto nato qualche anno fa, appunto finanziato dai fondi del Porfeser 2014-2020,
Diciamo che è un progetto di carattere ambientale che ha il suo focus appunto sulla sostenibilità. È un progetto che in realtà acquisire ai cittadini una consapevolezza sui propri comportamenti e come i propri comportamenti possono incidere sulla qualità della vita e sulla qualità ambientale della città. Questa zona era una zona molto trafficata che nel corso del tempo appunto ha visto una riduzione del traffico veicolare e un aumento proprio per la realizzazione della pista ciclabile della ciclabilità. È un dato molto significativo perché ci dice come il traffico veicolare e l'aumento della ciclabilità aiuta la qualità dell'aria. Il progetto della sostenibilità nella nostra azienda l'abbiamo pensato e studiato già 30 anni fa, decidendo di fare viticoltura nelle terre vocate alla viticoltura dove non c'è irrigazione. In tutto questo progetto, specialmente nell'ultima realizzazione che è la nostra cantina, abbiamo trovato il partner che ci ha veramente dato una mano, che è la Regione Friuli Venezia Giulia, dandoci questa opportunità di fare investimenti molto importanti che da soli sarebbe stato molto più difficile. La nostra cantina è stata realizzata senza dover usare macchinari per raffrescarla, macchinari per tenere l'umidità, quindi è legata esclusivamente a un equilibrio suo naturale. Per me è un grande onore e responsabilità portare avanti il lavoro della generazione di mio padre, ma di un intero territorio, dove la salvaguardia dei nostri terreni, della parte vitivinicola ma anche del vino, parlare di identità della nostra terra, essere concentrati sulla biodiversità, sulla vitalità del nostro terreno e cercare con l'innovazione di migliorare tutto il lavoro svolto. È così che si vince la sfida che tutti siamo chiamati a raccogliere: migliorare la nostra vita oggi, difendendo, allo stesso tempo, quella di tutti domani. C'era una volta una bambina molto curiosa che amava la sua terra e i suoi frutti, proprio come te. Così decise di capire come prendersene cura. E poi cosa ha fatto? Ha recuperato un luogo abbandonato, facendolo vivere di nuovo, come una volta. Qui ha coltivato prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente. Ci sono anche le fragole e i mirtilli che mangiavi da bambina? Sì, amore, anche loro. Dai loro frutti ne ha ricavato dei succhi freschissimi, quelli che ti piacciono tanto. E poi questi succhi li ha messi online creando il suo e-commerce, per rinnovare la tradizione e metterla a disposizione di tutti. Così tutti i bambini possono berli. Esatto. E lo ha fatto per sostenere la sua terra e chi la lavora, pensando al futuro di chi la abiterà, come te. Mamma, ma è questo? Sì, amore. Qui è iniziato tutto. Sviluppo rurale Veneto. Come avvicinare i cittadini a una politica europea.
Nel 2022 la Regione del Veneto ha avviato un nuovo percorso per far conoscere ai cittadini i temi, i protagonisti e i risultati della politica di sviluppo rurale. Per fare questo, la Regione si è impegnata a comunicare in modo semplice e allo stesso tempo credibile, con nuove campagne e nuovi prodotti multimediali. Grazie alle storie abbiamo scoperto i volti di chi vive lo sviluppo rurale ogni giorno. Agricoltori, imprenditori, giovani che hanno trasformato un'opportunità in un futuro concreto. Da un diario d'infanzia alla realizzazione dei propri sogni. Le vicende di Chiara, raccontate negli spot pensati per il grande pubblico, ci hanno ricordato quanto sia importante non dimenticare le proprie radici e quanto sia preziosa la possibilità di costruire il domani nella propria terra. Con la campagna di Content Creation ci siamo rivolti a un pubblico nuovo. Attraverso un linguaggio fresco e diretto, abbiamo mostrato dall'interno luoghi, aziende e progetti che raccontano una comunità viva, capace di innovare senza dimenticare la propria identità. Tra il 2023 e il 2025, le campagne istituzionali hanno registrato complessivamente oltre 4 milioni di visualizzazioni, per un totale di più di 7 milioni di contatti stimati, tra quotidiani online, TV locali e i social media. Il quarto episodio della campagna ha raggiunto oltre 1 milione di cittadini veneti, mostrando quanto, con il giusto linguaggio, un tema di settore possa avvicinare un'ampia parte della cittadinanza. Il risultato più importante non è solo arrivare ai cittadini, ma favorire una loro conoscenza reale dello sviluppo rurale e renderli consapevoli che si tratta di una politica che li riguarda tutti. Le indagini demoscopiche hanno fatto emergere che anche grazie alle campagne realizzate, oggi oltre il 56% delle cittadine e dei cittadini veneti ha una maggiore conoscenza delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre è stato rilevato che quasi il 90% dei cittadini veneti ritiene che lo sviluppo rurale sia un tema importante su cui continuare a investire. Raccontare questa politica significa far capire l'importanza del mondo rurale, significa costruire una consapevolezza comune che investire sulla sua crescita sostenibile è un valore per la collettività. Creare, progettare e innovare fa parte di noi e del nostro modo di stare al mondo, da sempre. Ma oggi la vera sfida è continuare a farlo nel rispetto dell'ambiente e delle risorse esistenti, perché la soddisfazione dei bisogni immediati non comprometta la capacità delle generazioni che verranno di soddisfare i propri. Per andare in questa direzione bisogna impegnarsi nel presente con uno sguardo che abbraccia anche il futuro. È quello che hanno fatto i progetti realizzati con i fondi europei del PSR e del FESR gestiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con soluzioni che preservano l'ambiente, favoriscono le giovani generazioni dando risalto ad un meraviglioso territorio e rispettano il patto più importante, proteggere il futuro di tutti. Dei giovani, ma anche di quelli che non sono ancora nati, perché le nostre risorse appartengono anche a loro. Freeland è nata nel 2018 e siamo attivi da agosto 2020. Offriamo esperienze della natura ai nostri ospiti. Come partner abbiamo trovato la Regione, che con un Porfeser ci ha aiutato nello sviluppo tecnologico dell'alloggio e con l'avviamento dell'attività. Sostenibilità per noi significa non fare consumo di suolo, cioè i nostri alloggi non hanno bisogno di allacciamenti con reti idriche, elettriche o fognarie. Grazie al Porfeser regionale siamo riusciti a sviluppare delle tecnologie che ci permettono di posizionare i nostri alloggi in modo temporaneo e quando li spostiamo lasciare solo il segno dell'impronta della gomma. Abbiamo installato nei nostri alloggi un piccolo schermetto che in tempo reale comunica ai nostri ospiti i litri di acqua che consumano e i kilowatt di elettricità, per sensibilizzare le persone sull'uso delle risorse dell'ambiente. Noi siamo partiti nel 2008 con lo sviluppo di un'azienda che aveva l'intento di Signori, ricominciamo i lavori perché siamo un po' in ritardo e avrei piacere che ci fosse anche il tempo per la tavola rotonda. Quindi vi chiedo di rientrare per piacere e di ricominciare i lavori. Dai 1800-2000 metri fino ai
Bene, allora finché iniziamo a rientrare, volevo solo ricordarvi che in cartellina avete il report conclusivo delle attività di comunicazione per lo sviluppo rurale Veneto 22-25, un block notes che spero stiate utilizzando, le 4 cartoline dei 4 video spot realizzati per la campagna istituzionale, il QR code per compilare un questionario di gradimento che ci serve poi per migliorare le nostre attività. Nel foyer potete trovare ciò di cui ha parlato prima Alessandro, quindi le pubblicazioni dei piani di comunicazione annuali, i report conclusivi degli anni e qualche altra pubblicazione che abbiamo diciamo realizzato come Sviluppo Rurale Veneto, e nel foyer poi stanno andando in loop insomma alcuni video che riguardano le nostre attività di comunicazione. Abbiamo detto che vogliamo ampliare la comunità di pratica agli altri fondi europei, per cui abbiamo chiesto a Raffaele Pacello, esperto di comunicazione dei fondi europei, di raccontarci cosa sta succedendo negli altri fondi. Grazie. Grazie a tutti. Allora, io brevissimamente proverò a stare anche ad accorciare un po' i tempi previsti e lo farò partendo da alcune cose. Non ci eravamo assolutamente messi d'accordo né con Franco né con Matteo, ma sono venuti fuori e nemmeno con Silvia, ma i concetti che sono venuti fuori stamattina sono tutti concetti che paradossalmente nella presentazione che mi accompagnerà e che proverò a scorrere velocemente erano stati casualmente inseriti. E lo dico perché se mi mettete la presentazione, ecco, grazie. Lo dico perché la mia esperienza personale, io mi occupo purtroppo di comunicazione dei fondi europei da soli 26 anni e feci una scelta 26 anni fa di lasciare l'azienda privata per trasferirmi su questo valore della comunicazione delle politiche pubbliche. E in realtà lo dico perché in 26 anni abbiamo visto sui diversi fondi moltissime esperienze, ma ci siamo sempre poco interrogati sulle dinamiche di queste nostre esperienze, che erano spesso esperienze legate all'attuazione e anche alla necessità di rispettare gli adempimenti regolamentari. Poco, come diceva qui il primo concetto, come diceva stamattina il dottor Contarin, alle strategie che dovevano starci dietro, ai percorsi, agli obiettivi che volevamo raggiungere. Era un adempimento. Il punto di arrivo di oggi è che, scusate forse anche un po' la provocazione, abbiamo troppa comunicazione. Paradossalmente per comunicare bene dovremmo comunicare un po' meno, perché siamo in un momento storico dove, se ci pensate, tutti i servizi, i beni, le attività, i progetti che noi facciamo, ma anche i beni che devono essere venduti, chiedono ai cittadini, a tutti noi, una grande attenzione. Chiedono che cosa? Chiedono di essere in qualche modo attenzionati per poter essere venduti. Ma questo è un momento storico dove noi abbiamo anche una grandissima bulimia informativa, dove abbiamo sempre meno tempo per dedicare attenzione a tutte queste cose. Quindi paradossalmente la nuova economia, diceva un autore qualche anno fa, è un'antieconomia, perché distrugge quello di cui ha bisogno, cioè l'attenzione. E noi in questi anni, anche rispetto alla necessità di comunicare meglio, siamo andati sulla direttrice di comunicare di più, comunicando in alcuni casi un po' meno efficacemente, pur di provare con la pesca a strascico ad arrivare ai vari target. Il ragionamento che io voglio fare oggi, anche molto velocemente, è basato su 3 elementi fondamentali: la diagnosi, le esperienze e un pochino le prospettive, le proposte. La diagnosi, primo punto. Noi investiamo, qualcuno l'ha detto prima, miliardi, ma nessuno lo sa. Di fatto, questo non lo diciamo noi, lo dicono i dati Eurobarometro. Questo è il livello di conoscenza rilevato negli anni da Eurobarometro su hai mai sentito parlare dei finanziamenti, dei progetti finanziati dall'Unione Europea. Come vedete, l'Italia paradossalmente non è messa malissimo, è sopra la media europea, sta al 56%, è la riga blu. Il paradosso italiano però qual è?
che noi sappiamo più degli altri, ma non ci crediamo. In Italia esiste in qualche modo una sproporzione fra la conoscenza dei fondi, che è maggiore della media europea, e la percezione pubblica di quello che i fondi realizzano. Quindi abbiamo forse un problema anche peggiore, se ci pensate. E questa è la curva. L'Italia ha il 56% di conoscenza, ma è al 56% di percezione positiva, mentre gli europei hanno una media del 40% di conoscenza, ma il 70% di percezione positiva di quello che si fa. Da cosa deriva questo? Da 3 fattori concomitanti. La trappola della percezione, il blackout della fiducia, e qui l'altro termine che stamattina non ci eravamo accordati ma è venuto fuori, e l'approccio che abbiamo avuto alla comunicazione in questi anni e che probabilmente abbiamo ancora oggi quando io dico che parliamo, abbiamo troppa comunicazione. Primo elemento, la trappola della percezione. L'Italia, in uno studio Ipsos del 2020, poi riaggiornato nel 2024, è il paese fra i 15 paesi OCSE primo, ogni tanto, per distanza fra percezione e realtà, purtroppo. Nel 24 addirittura ci dicono che il divario è doppio. Io faccio sempre una battuta con i miei colleghi, ci vediamo doppio. Nel senso che per noi un fenomeno è sempre almeno il doppio di quella che è la realtà, lo percepiamo con un valore ma almeno doppio. Secondo, il blackout di fiducia. L'ultimo rapporto di Edelman ci dice che fondamentalmente non siamo più credibili. Le persone credono di più agli accademici, agli esperti. Se io vi dico che sono un esperto, voi mi ascoltate. Se vi dico che lavoro in un'istituzione, dici pure noi. E sempre meno, a quelle che sono le istituzioni. Quindi il carattere istituzionale della fonte informativa, quella a cui noi abbiamo sempre creduto, paradossalmente non è più un valore. Non è un valore e non è una garanzia di affidabilità. Questa cosa è un po' pesante, però insomma è così. Quindi che cosa succede? Che il brand delle istituzioni non è più un valore e non è più una garanzia sufficiente a combattere, per esempio, la disinformazione. Questo il collega e amico Matteo Salvai, che saluto e ringrazio anche per la sua disponibilità di oggi, lo sa bene perché si è occupato molto di questa materia. E quindi è sempre più complicato distinguere le opinioni dai fatti ed è sempre più complicato trovare delle fonti affidabili fra le istituzioni che narrino fatti e non in qualche modo opinioni. E ovviamente lasciamo l'intelligenza artificiale da parte, perché insomma, io con l'intelligenza artificiale ci gioco spesso, gli chiedo di essere me e di dire delle cose che io dovrei dire, chiedendole anche di trovare dei casi, e mi restituisce delle cose che io in 25 anni di studio non ho mai visto. Gli ho chiesto di trovare un caso su un buon progetto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei fondi europei, mi ha proposto un caso dell'Estonia che in realtà era un progetto di digitalizzazione che poco c'entrava con l'intelligenza artificiale, quindi non era un problema di prompt, era proprio un problema di informazioni. Quindi, secondo punto, il blackout di fiducia. Terzo punto, e qui veniamo a noi, l'approccio comunicazionale. Noi abbiamo sempre avuto, e dico noi perché io sono uno dei colpevoli, visto che da soli 26 anni mi occupo di questa cosa, di utilizzare un approccio regolamentare e la cultura dell'adempimento. La visione lo prevede l'articolo 50 del regolamento sulle disposizioni comuni e così devo fare, punto. Ma è efficace? Non è efficace? C'è l'orientamento alla visibilità, ma c'è anche un'assenza della multilevel governance della comunicazione, che è un modo per dire bene quello che ha detto prima Silvia, cioè partire dalle comunità e arrivare in qualche modo anche al governo del processo comunicativo. E poi c'è un tema su cui io sono molto affezionato personalmente, che c'è un'assenza totale della misurazione. Com'è questa campagna? Bella. Funzionato? Boh. Quindi capite bene anche un pochino tutto il ragionamento che ha fatto prima Alessandro sui numeri e la fissazione sui numeri, perché è da lì che si riparte. Allora, questo quadro che ovviamente
ci dice che in questi anni, questi sono tutti i regolamenti, tutti gli articoli di tutti i regolamenti delle politiche di coesione che hanno normato in questi anni la comunicazione. La Commissione ci ha detto in tutti i modi cosa comunicare, ma non ci ha detto come farlo, perché ovviamente non c'era anche un momento di cultura della comunicazione matura. Questo significa che è mancato un metodo, è mancata la capacità di misurare, l'impatto non è stato misurato, non c'è stato un incentivo, al massimo c'è il disincentivo, ma se ci pensate è un disincentivo attuativo, il taglio delle risorse, non è un incentivo all'efficacia della comunicazione. Quindi noi abbiamo un problema di visibilità, non abbiamo solo un problema di visibilità, abbiamo un problema di narrazione. E ovviamente questo, e qui vi faccio vedere alcuni casi, parte dal primo giorno. Chi di voi ricorda questa campagna? Siete tutti troppo giovani per ricordarla. Io purtroppo sono una vittima di questa campagna, era stato il mio primo lavoro, nel 2000-2006, il bambino che si fa la barba, campagna bellissima, col concetto di Europa al centro, che fa crescere, non di FESR, FSE, di Europa al centro, ed è qui l'altro tema grosso, tutti noi facciamo campagne il POR ha fatto, il FEASR ha fatto, poi la Commissione gli piace scherzare, cambia le sigle e mia mamma non capisce più chi è. In realtà è l'Europa. Questa fu la prima campagna molto bella, con tutta una serie di vantaggi, io qui poi le slide ve le lascio, quindi sono anche molto ricche, ma aveva un piccolo problema, non aveva la multilevel governance. Decisa a livello centrale verso la fine del periodo di programmazione, parte sulle reti nazionali, dice l'Europa vi farà grandi, ci sono tante occasioni, correte, correte, correte. I centralini delle regioni, all'epoca c'erano i centralini, non c'erano i siti web, cominciano ad essere assaltati da chiunque. All'epoca c'erano anche i programmi plurifondo, per cui c'era l'agricoltore, ma c'era anche il sindaco che doveva asfaltare la strada, e chiamava in regione dicendo ma io che ci posso fare con questa Europa che mi fa grande? Quindi la campagna ha funzionato? No. La campagna ha creato cannibalizzazione, ha creato un grande rumore informativo, ma non si è portata a casa il risultato. Poi accade una cosa, e su questo Matteo vedrà queste foto, già capirà cosa voglio dire. Arriva il Covid, tutti voi ricordate queste foto? Queste le ricordate? Il discorso della nostra Presidente von der Leyen che dice siamo tutti italiani e poi comincia a parlare in inglese. Il giorno dopo si scatena l'inferno, siamo tutti italiani, però comincia l'informazione, la disinformazione, ci bloccano le mascherine, succede questo, succede... Allora perché siamo europei, ci sentiamo tutti italiani, noi europei, però ci bloccate le mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. Finché ad un certo punto non accade questo. Era il 23 marzo 2020. Con Matteo ce lo ricordiamo bene questo giorno perché ne abbiamo discusso moltissimo. Esce uno statement della Commissione in cui la Commissione dice ok, sì, c'è qualcosa da fare, però non possiamo mettere in campo risorse infinite, ma... E poi c'è l'ultima frase, che vedete? Tuttavia non escludiamo nessuna opzione nei limiti dei trattati, che significava non possiamo fare molto, ma se c'è da fare qualcosa la faremo. E infatti questo particolare non sfugge ai media, che dicono per la prima volta in un pomeriggio e anche in un modo inusuale di sabato notte, la Commissione fa una comunicazione centrata su quello che è il ruolo dell'Europa per i suoi cittadini, non chiudendo la porta e in qualche modo dando anche, diciamo così, dandosi un ruolo centrale. Questa è la prima volta che la Commissione si pone il problema di comunicare come Europa verso l'opinione pubblica ed è il passaggio, secondo me, storico, che poi prima Salvai citava, verso andare verso l'opinione pubblica, ricostruire la fiducia. Accade questo. Spariscono i cubani, arrivano finalmente le bandiere europee. Non c'era bisogno di fare grandi campagne, c'era bisogno di mettere una bandierina dell'Europa sui pacchi che arrivavano a casa delle persone con le mascherine. Non era molto complicato, ma la filiera lo rendeva molto complicato. Che cosa abbiamo imparato? Che la risposta, i tempi sono fondamentali nella comunicazione, non possiamo stare ai tempi degli adempimenti, non si può fare una campagna di lancio di un programma a fine programmazione. Le persone lo percepiscono. I canali sono fondamentali, sono tutte cose che noi sappiamo, diciamo anche nella teoria.
soprattutto il coordinamento è fondamentale. E è fondamentale uscire da noi stessi nel linguaggio, cioè semplificare il linguaggio anche laddove gli adempimenti ce lo impongono. Questo è, diciamo, secondo me, un grande sforzo che ha fatto la Regione Siciliana, dove però capite subito qual è il punto di debolezza. Il significato di FESR. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Quanti progetti sono stati finanziati in Sicilia? 5.580. E quanti fondi europei sono? 2 miliardi e 250 milioni di euro. Ad oggi. E quali progetti? Treni, autobus, La metro di Catania. laboratori di ricerca marina, medicina di precisione e i nuovi mezzi per la protezione civile e per i vigili del fuoco. E dove troviamo queste informazioni? Questa la so. europelovesicily.it. Questa è una bellissima comunicazione, molto semplice, purtroppo è un rendiconto, comunicato bene, ma con numeri, sigle, che tentano di spiegare ai cittadini, ma di fatto è un metodo che andava bene nel momento in cui è stato fatto, ma che oggi secondo me non funzionerebbe più, perché di fatto è un report di monitoraggio tradotto in un linguaggio cinematografico e che era un passaggio epocale. Quindi noi abbiamo, come vi dicevo prima, abbiamo un problema di comunicazione che viene anche dai modelli evolutivi. Con il mio gruppo di lavoro abbiamo anche tirato fuori questa specie di modello che in qualche modo ci spiega come negli anni siamo arrivati ad oggi, cioè il silenzio fertile. All'inizio bastava, noi siamo l'Europa, fondamentalmente ci sono i trattati, fanno loro la comunicazione, il ruolo dei trattati fa la comunicazione, fino ad arrivare all'euro che parlava da solo di Europa. Oggi noi abbiamo bisogno di arrivare allo storytelling. Questo modello ci dice che l'evoluzione è esattamente questa. Il flusso da top down deve arrivare in qualche modo a un peer-to-peer, cioè in qualche modo fra pari. I mezzi sono cambiati, non si parla più con i documenti ufficiali, però noi attraverso gli adempimenti regolamentari, non dico che siamo rimasti al numero 1, ma insomma siamo ancora fra il 2 e il 3 nelle logiche del funzionamento amministrativo. E questa cosa l'ha capita anche la Commissione, tant'è che nel 21-27, nei cicli di programmazione 21-27, vi ricordate quando io vi ho detto prima, la Commissione ci dice cosa dobbiamo comunicare, non come. Nel 21-27 ha fatto uno sforzo, ha tirato fuori tutta una serie di strumenti che possono sembrare anche per i più esperti della materia basilari, ma che cominciavano a dire come e che sono soprattutto sulla coesione, hanno in qualche modo transitato dall'approccio regolamentare all'approccio di efficacia. Io ho fatto parte insieme a Matteo e ad altri colleghi del gruppo di lavoro anche a livello nazionale per provare a creare l'immagine unitaria e quando ho visto che nel regolamento 1060 era stato impedito di usare la sigla del fondo, io ho festeggiato 3 giorni. Solo che sapete qual è stato il problema più grosso? Che poi ci abbiamo messo 6 mesi a convincere tutti che tu non potevi più dire POR FESR, dovevi dire Europa, fondi europei. Ma io come mi distinguo dall'FSE? E non ti devi distinguere. Dovresti integrarti e l'integrazione è la famosa bandiera sui pacchi del Covid, perché è lì la debolezza. Questo è stato un passaggio, secondo me, per quanto, ovviamente molto complicato, è stato un passaggio epocale ed è stato un passaggio che ha segnato anche alcuni elementi ed alcune esperienze fatte, questo mi piace dirlo, a livello italiano, alcune esperienze che hanno un po' ridimensionato le grandi aspettative della comunicazione, creando delle campagne che fossero un po' più vicine ai cittadini. Io ve ne faccio vedere, ai cittadini e alle amministrazioni, vi faccio vedere 2 cose molto velocemente perché il tempo stringe. La prima, questa è una campagna che fu firmata alla chiusura del programma 713 in Basilicata, dove venivano dati dei numeri alla stregua della Sicilia, ma si diceva l'Europa di fatto, teniamone conto, non abbiamo cambiato il destino di una regione, non abbiamo cambiato una serie di cose, però ci sono cose che oggi voi avete non percepite che non avreste avuto senza l'Europa e senza i fondi europei.
Ed è stata una campagna, più che di comunicazione del risultato, è stata una campagna in qualche modo di posizionamento, in un contesto dove era complicatissimo far capire questa cosa. La seconda, nasce in Italia il primo programma nazionale per le città metropolitane, una sfida europea, un programma unico nel suo genere con 14 organismi intermedi. Io ci ho lavorato direttamente, per cui per questo mi permetto di presentare questa esperienza, dove di fatto i colleghi ci dicevano a Bruxelles 14 organismi intermedi significa avere 14 teste con 14 autorità politiche diverse, voi siete pazzi, soprattutto voglio vedere come la comunicate sta roba. Sono stati creati 6 ecosistemi di comunicazione, che era sia un livello di comunicazione simbolica, noi siamo l'Europa nella città, tutti, non siamo più la singola città, sia 6 ecosistemi di comunicazione funzionale. Le cose nell'ambito di questo programma si fanno tutte allo stesso modo, e non è il sistema di gestione e controllo, ma si fanno tutte allo stesso modo anche come codice, come linguaggio, per cui voi avevate questo, e lo vedete anche a Venezia, voi avete la stessa targa a Venezia come a Milano, e non era soltanto una questione con l'identità anche locale. Questo, diciamo, è stato un po' lo studio di base per arrivare all'identità poi unica europea, cioè quella che oggi sta provando a fare con Coesione Italia. Sono tutte, diciamo, integrazioni di filiera. L'Emilia-Romagna, per esempio, ha fatto una bellissima, nel 2020 ha vinto addirittura il primo premio a livello europeo con questa bellissima campagna L'Europa è qui, dove fondamentalmente qui nasce un pochino anche l'esperienza della voce autentica dei beneficiari che ci raccontava prima il Friuli Venezia Giulia, con tutta una serie di strumenti che convincevano molto. Era il modello Italia 1, se vedete questa slide, no? Ma era esattamente quel modello dove la voce dei protagonisti raccontava, in una crisi di fiducia e di credibilità delle istituzioni, raccontava per conto delle istituzioni stesse. Quindi, e arrivo qui alle conclusioni, come costruire valore dall'adempimento? Non si tratta solo di rispettare le regole del gioco, che è spesso quello che noi facciamo e siamo portati a fare nella nostra attività quotidiana. Si tratta di costruire fiducia. Costruire fiducia è un percorso complicatissimo, ha bisogno di tempo, e ha bisogno pure che ogni tanto non ci cambino le regole del gioco, questo, diciamo, poi lo dobbiamo anche dire. Significa passare da un approccio to do ad un approccio to be. Ora, ci sono tutte le specifiche, ma a me di questa slide quello che interessa è: dobbiamo superare la cultura della comunicazione episodica. La comunicazione non arriva alla fine, la comunicazione è la leva che si pensa all'inizio, il concetto della progettazione che veniva detto all'inizio, e non è la progettazione del singolo strumento della singola campagna, è la progettazione del percorso del punto di arrivo. È il cambio del paradigma, passare dalla propaganda alla relazione, alla costruzione della comunità, passare dall'immagine, quindi la visibilità, alla reputazione. Nei regolamenti europei delle varie stagioni di programmazione questa evoluzione un pochino la vedete. Nel primo regolamento, nel 1307, si parlava di informazione e comunicazione. Oggi si è arrivati a parlare di visibilità, comunicazione e trasparenza. Si spera che un domani si possa parlare di reputazione. Misurazione. Questa è una piramide che noi utilizziamo moltissimo. Vedete, quel cambio di paradigma sta tutto qui dentro. Se voi vi fermate a livello della visibilità, quello che potete dare sono dati, evidenze, immagini, cose che si vedono. Però il problema è che quelle devono avere un effetto nel creare la fiducia. E quello lo fa la reputazione. Dopodiché bisognerebbe arrivare ad un effetto in cui si ingaggiano le persone, le si coinvolgono, e quello lo fa se le persone acquisiscono fiducia e sentono che c'è un'equità. Torno alla prima slide. Conosciamo più degli europei, ma ci crediamo di meno. Se non arriviamo al punto 3, e poi ci sarebbe, come dire, abbiamo proprio, come dire, qui sarebbe proprio l'apice della piramide, che sono gli altri che finalmente parlano di noi. Voi non dovete chiedere a nessun altro se è buona la Nutella, non dovete chiedere al signor Ferrero, no? O diciamo noi. Quindi questo cosa vuol dire in termini di proposta? Significa che noi dovremmo fare, diciamo, 5 cose molto semplici. Ovviamente andare più sul digitale, diventare più dialoganti, diventare più diretti, il tono di voce deve essere più semplice,
più ingaggianti, ma soprattutto, e questo è un concetto a cui io tengo moltissimo, su cui chiudiamo, diventare laterali. Non dobbiamo più parlare dei nostri progetti e di noi stessi e di quanto siamo bravi a fare le cose. Dobbiamo parlare dei fenomeni che i nostri progetti e le nostre attività interessano, non dei progetti, perché a mia madre sentir parlare del progetto finanziato dal FESR non interessa più. Interessa sapere che c'è un fenomeno. E un pochino le campagne che abbiamo visto stamattina vanno in questa direzione, se ci pensate, perché non parlano del progetto fatto sulla diga piuttosto che sulla vite, parlano del fatto che ci prendiamo cura del territorio, cioè di temi che sono vicini alle persone. Questa è un'idea, vi faccio vedere 2 brevissimi video, un'idea che ho avuto la fortuna di firmare per una campagna nazionale che ho avuto la fortuna di firmare per il Ministero dell'Interno sui fondi per la sicurezza. Compito difficilissimo. Comunicare la sicurezza in questo momento storico penso sia la cosa più complicata del mondo. Come vai a spiegare al cittadino che noi compriamo l'elicottero per vigilare? Abbiamo usato un'idea laterale, con una tecnica cinematografica tipica che è la tecnica del contrasto. C'è una cosa che diamo per scontata perché non la vediamo e quando non c'è si fa sentire. È la sicurezza. Con il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna, il Ministero dell'Interno e l'Unione Europea realizzano progetti per garantire sicurezza e libertà. Con il Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità contrastano corruzione, criminalità e comportamenti illeciti. E con il Programma Nazionale Border Management and Visa Instrument salvaguardano la libera e sicura circolazione nell'Unione Europea. La sicurezza non si vede, si sente. Questo spot a cui io sono molto legato non parla dei progetti, parla di quello che voi vivete ogni giorno, che vi viene assicurato da questi progetti. C'ha solo un punto di debolezza che non è stato possibile superare ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sulle disposizioni comuni, che dovevo citare i fondi e i programmi, altrimenti non avremmo citato nemmeno quello. E poi c'è un'idea, l'ultima slide, che è quella che noi da qualche anno avremmo dovuto fare e non l'abbiamo, noi come comunità di comunicatori, non abbiamo mai fatto, e che è la vera svolta, secondo me, della comunicazione e paradossalmente dei fondi europei. E paradossalmente è l'unico, e forse lo spot più grande che hanno avuto i fondi europei negli ultimi anni, che non è stato finanziato dai fondi europei. Mr. Giovanni Minimo, Chi se la ricorda? takes the floor. 3 minutes. Thank you. Buongiorno a tutti. Davanti a voi troverete i dati della nostra ricerca ai fini dell'assegnazione fondi per l'Italia per il prossimo settennato. Più del 70% dei cittadini vive nelle aree urbane. Secondo le proiezioni dell'ONU nel 2050 questa percentuale è destinata a salire all'80%. Nella visualizzazione cartografica delle periferie urbane abbiamo dato particolare rilievo alla contaminazione. Contaminazione. Ma voi l'avete mai sentito l'odore del cumino? È così forte che impregna le tende di casa. Lo usano i bengalesi, da non confondere con gli indiani, che sono quelli dei ceci e delle lenticchie. Giovanni, prego, leggi l'intervento, abbiamo solo ancora 2 minuti. Lo sapete cosa mi ha aperto gli occhi? Una mazza da baseball. Sì, perché se vogliamo davvero essere credibili e ascoltati, dobbiamo aprire gli occhi. Per imporre leggi e regole abbiamo il dovere e la necessità di conoscere le persone e i luoghi di cui parliamo. Io ho conosciuut Pamela e Suel. Ho combattuto per un ghiacciolo a coccia di morto. Cabeza de muerto. Che fai tu petamero? Ho conosciuto gente che toglie milze, trattorie che fanno il botto. Forse non è detto che le nostre vite siano segnate dalla nostra nascita, dai nostri nomi.
Forse ognuno di noi deve tentare di scegliere la propria strada. Quello che voglio dire è che certe storie, forse meriterebbero di vivere più a lungo di un gatto in tangenziale. The cat on a beltway. La gatta sul beneficio contro il gatto e nel tangenziale. Va bene, mi sono capito io. Ecco, allora, grazie a questo film, mia mamma ha capito dopo 26 anni che lavoro faccio. E questo film è il miglior spot sull'Europa e sulla capacità di comunicazione dell'Europa che noi non abbiamo fatto. Io ho concluso, grazie. Grazie Raffaele. Molto chiaro, molto chiaro. Grazie mille. Bene, andiamo all'ultimo intervento della mattinata. E siccome prima si parlava di fiducia agli accademici, perché ovviamente sono un punto di riferimento metodologico per noi rispetto anche in questo caso alla comunicazione delle politiche pubbliche, abbiamo chiesto alla professoressa Dea Ducci dell'Università di Urbino di raccontarci dal suo punto di vista il punto della situazione della comunicazione pubblica, della comunicazione delle politiche pubbliche e delle politiche pubbliche europee. Per cui le lascio la parola pregandola di stringere un po'. Grazie. Grazie veramente tantissimo alla Regione Veneto e agli organizzatori di questa conferenza per avermi invitata, perché per me è un'occasione importantissima avervi ascoltato queste pratiche. Dopo 30 anni ormai che studio comunicazione pubblica all'università, ho avuto la fortuna di occuparmene fin da giovane e di aver sempre potuto studiare, scrivere e approfondire la comunicazione pubblica. La comunicazione di interesse generale, soprattutto promossa dalle istituzioni. Quindi per questo vi ringrazio davvero tanto e ovviamente io non vi parlerò di esempi e di pratiche che abbiamo visto e che sono assolutamente di grande valore e eccellenza. Cercherò di fare invece un po', come dire, mettere le cose che ho pensato di dire. In effetti sono un po', vanno a ricamare, insomma, a richiamare e fissare alcuni principi, alcuni criteri che sono stati finora illustrati, sono state tante le sollecitazioni veramente interessanti. Volevo solo dire questo prima di iniziare con la presentazione, che la comunicazione pubblica, perché di questo parliamo, parlando di comunicazione delle politiche europee, comunicazione pubblica esiste da tanto tempo, è stata riconosciuta nel nostro paese soprattutto alla fine degli anni 90. Io ho avuto la fortuna di accompagnare, di essere anche a fianco di quelli che hanno creato un po' la comunicazione in questo paese, Alessandro Rovinetti, Franca Faccioli, Stefano Rolandi. Abbiamo conosciuto tanti, diciamo, che mi hanno un po', come dire, preceduta come generazione. Abbiamo anche un network di insegnanti, docenti, ricercatori di comunicazione pubblica, lo abbiamo creato dal nord al sud Italia e ci confrontiamo spesso anche con, appunto, voi professionisti e con le istituzioni, ovviamente. La comunicazione pubblica ha conosciuto alti e bassi nel corso del tempo, momenti di maggiore o minore attenzione, sia in termini di valorizzazione delle professioni e delle competenze, sia in termini appunto di risorse dedicate, quindi di vere e proprie politiche di comunicazione. Nell'ambito di molti studi, quindi la comunicazione sulla materia, e a me in particolare sta veramente a cuore la comunicazione delle politiche pubbliche, quella che avete appena raccontato, che avete illustrato, non ha mai ricevuto un'attenzione così alta come oggi, devo dire. Mi viene da pensare che forse siamo di fronte a una sorta di svolta, una svolta, no? Significativa, che per noi è motivo di studio, no? Per voi di pratica.
Abbiamo spesso lamentato una diffusa mancanza di capacità di comunicare le politiche a tutti i livelli, non solo europeo, ma soprattutto anche locale, territoriale. È un campo particolarmente delicato perché ha a che fare col policy making, quindi con l'elaborazione delle politiche, deve accompagnare la comunicazione in tutte le fasi e la accountability, quindi la resa del conto ai cittadini di come utilizziamo le risorse, con quale impatto, con quali effetti. Questo è stato anche detto abbondantemente. Quindi direi che per iniziare, volevo appunto iniziare, insomma dopo questo permesso ho già iniziato, ma che le recenti politiche europee che voi avete appunto richiamato, in particolare questa dello sviluppo rurale, in queste 2 regioni che hanno presentato il loro Veneto e Friuli Venezia Giulia, stanno sicuramente imprimendo una crescita sostenibile dei territori, straordinaria, ma porta con sé anche uno straordinario riconoscimento della rilevanza della comunicazione, perché non si è mai vista tanta attenzione come nei piani recenti, soprattutto degli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo triennio, dalle cose che abbiamo anche ascoltato, è stata integrata stabilmente nei cicli di progettazione, attuazione e rendicontazione, diventando parte costitutiva delle politiche stesse. Però è appunto una comunicazione, mi piace, sono molto contenta che sia stato richiamato spesso questo concetto di cura, perché la comunicazione stessa necessita di cura. Può essere, appunto, richiamando le cose dette, intesa come mero adempimento normativo, oppure come invece un'opportunità di prendersi cura della stessa comunicazione, elevandola a fattore abilitante delle politiche, che di fatto di questo parliamo. Voi mi avete dimostrato questa mattina che effettivamente questo è possibile, che è possibile un cambio di passo, e questo è un significativo cambiamento culturale, a mio avviso, che non va perso, va alimentato, va proseguito. Quindi occorre... scusate, cosa ho fatto? Ho spento tutto. Ecco, vedo niente. Quindi occorre dunque coltivare la qualità della comunicazione. Quindi avere cura significa prestare qualità alla comunicazione. Quando parliamo di cura non dobbiamo pensare a un obiettivo statico, ma appunto, visto che siamo in ambito rurale, mi piaceva richiamare questa metafora del seme che va coltivata quotidianamente. Abbiamo visto prima, sentito proprio la vicinanza alle persone, trasformare ogni informazione, manifesto, infografica, ogni iniziativa, ogni email anche, in un gesto di attenzione significa far crescere un'amministrazione nel cuore dei propri cittadini e anche appunto degli stakeholder. E ogni strategia, ogni tecnica appunto che pensiamo di mettere in campo, da quelli tradizionali che non muoiono. Prima durante la pausa parlavamo, no? Quasi quasi riscrivo un manifesto, un materiale cartaceo. Guardate che non è detto che questo aspetto vada perso, come ci insegnano gli studi sull'evoluzione della comunicazione, i nuovi strumenti, oggi quelli digitali, forse anche li ha, non elimina i precedenti, attenzione, no? Coesiste, i precedenti si ibridano, ma forse a volte c'è anche un ritorno, questo è vero, lo vediamo. Quindi tutto questo necessita di un'assunzione di responsabilità della relazione che si intende costruire. Quindi sono molto contenta che sia stato sottolineato il concetto di relazione. Io ho scritto 2 libri sulla consapevolezza dell'essere guida relazionale delle istituzioni. Quindi relazionalità consapevole, quindi è il titolo di un mio volume del 2017, ma richiamando anche il pensiero di Pierpaolo Donati dell'Università di Bologna, un ruolo di guida relazionale, no? In un processo che rende le politiche realmente condivise e partecipate. Quindi avere cura significa anche pianificare strategicamente la comunicazione, quindi abbiamo messo a fuoco questa mattina, mi pare, dagli interventi, e anche in questo senso vediamo un esercizio inedito, devo dire, perché noi fino a qualche anno fa andavamo alla ricerca di piani di comunicazione da studiare. Oggi con le politiche europee abbiamo tanti piani di comunicazione, un esercizio inedito che probabilmente porterà i suoi frutti, no? Per governare la comunicazione delle politiche.
Quindi negli stessi programmi di finanziamento viene sottolineato questo approccio e viene sottolineato come la pianificazione deve consentire, è stato detto più volte, di gestire la comunicazione in tutte le fasi, no, di una politica pubblica, prima, durante e dopo, e per cui non va pensata solo a valle, ma va pensata e progettata prima, cose che non sono state fatte anche in molti momenti, diciamo, della storia del nostro Paese. Quindi allora pianificare significa adottare il piano di comunicazione, che è questo strumento che consente di governare la comunicazione di un'amministrazione pubblica, e dopo aver sollecitato, guardate, il piano di comunicazione risale alla legge 150 del 2000, nella pubblica amministrazione. Era stato previsto nelle pubbliche amministrazioni, anche a livello locale, ma suggerito. In realtà l'obbligo era solo per le amministrazioni centrali, governate dal DIE, il Dipartimento di Informazione e Editoria. Ora vediamo che risorge, cioè è di nuovo in auge, questo mi fa molto piacere, perché io insegno sempre a lezione come fare un piano di comunicazione, e quindi vederli anche elaborati veramente molto bene, come ho visto, consultato quello del Veneto, mi sembra un lavoro eccezionale. Torna diciamo per la maggiore, e anche abbiamo un altro aiuto, il PIAO che nelle pubbliche amministrazioni richiede di rendicontare e rendere conto anche comunque includere le attività di comunicazione. Quindi si fa un piano per poter agganciare anche dal punto di vista strumentale, diciamo, di dichiarare nel PIAO che esiste la comunicazione, si fa un piano. Quindi stiamo pianificando la comunicazione finalmente. Allora, questa cosa qui, devo dire che nel caso che ho appena visto e anche nel caso del Friuli sono esempi da manuale, cioè è una pratica da esportare, insomma, da contaminare. E quindi, perché è raro vederli, insomma, le fasi, sapete meglio di me, tutte le fasi di un piano, analisi del contesto, tutta la ricerca svolta, preliminare, no? E anche il monitoraggio costante degli strumenti che mettiamo in campo. Qui non sto a dilungarmi perché so che abbiamo poco tempo, è stato già detto, obiettivi pubblici, strategia e la strategia che guida, il momento della valutazione, importantissimo, valutazione degli strumenti mentre li inseriamo, no? Cioè mentre li utilizziamo, ma anche poi a valle, quindi testare, per esempio, si testa poco a volte. No? Quindi, e soprattutto appunto poi c'è il discorso del coinvolgimento dei pubblici. Quindi sottolineiamo un altro aspetto che è stato detto: questa è una comunicazione di che tipo? È una comunicazione pubblica istituzionale. Io ho fatto una battaglia, diciamo, insieme anche a Rovini, cioè per la valorizzazione della comunicazione pubblica istituzionale, per farla crescere in modo da non subire la propaganda e, diciamo, la cannibalizzazione della comunicazione politica, l'abbiamo a volte chiamata. Quindi la comunicazione pubblica istituzionale è un valore, ha un grande valore, e quindi il piano di comunicazione delle politiche è un mix, in qualche modo, dovrebbe, come vedete, perché non sempre lo è, una comunicazione che, come abbiamo scritto tante volte, ma questa espressione la si deve a Franca Faccioli, che insegnava all'Università Sapienza di Roma, quindi è la comunicazione di interesse generale, Gregorio Arena, Zemmour, grandi autori che sono occupati di comunicazione pubblica, secondo una cultura del servizio nei confronti dei cittadini, stakeholder, esterni e interni, beneficiari delle politiche. Quindi la cultura del servizio e anche l'idea del dipendente pubblico come civil servant andrebbe recuperata, no? Quindi quando ho sentito dire noi esistiamo in funzione dei cittadini e quindi dobbiamo conoscere i cittadini, essere con loro, non nasconderci, non nascondere la testa sotto la sabbia, in qualche modo. Quindi si tratta quindi di però attenzione, è una government communication, perché a livello internazionale, diciamo, c'è grande attenzione anche da parte dell'OECD, cioè l'OCSE ha prodotto un rapporto nel 2021 e poi ne ha prodotto un altro nel 2024 in cui sottolinea l'importanza di fare un'adeguata comunicazione di governo. La comunicazione di governo è la comunicazione sulle politiche, la comunicazione sulle politiche e delle politiche, che deve essere sia, diciamo, e quindi in quanto ragionando di politiche, è politica,
è politica con la P maiuscola, all'Hannah Arendt, della partecipazione per il bene comune, cioè questa è politica anche, no? Quindi politiche pubbliche, ma con, mi verrebbe da dire, politico-istituzionale, no? Se vogliamo meglio definirla, perché appunto sostanzialmente deve essere apartitica, al di sopra delle parti. Certo, è il frutto di una decisione, di un processo decisionale che vede le parti tra di loro in posizione, che ovviamente parleranno anche di questo, però c'è una comunicazione, come avete dimostrato, di cui ha bisogno il cittadino, che è una comunicazione che va oltre il ragionamento partitico e di propaganda. Quindi è importante individuare dei criteri condivisi per attuare però un equilibrio perché in questa ibridazione tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, come diciamo non è semplice, devo dire, non abbiamo neanche la ricetta, perché dobbiamo trovare un accordo, un'alleanza anche con la parte politica dell'amministrazione. I comunicatori, che sono tra virgolette dei tecnici della comunicazione, devono dialogare, essere sempre in contatto con la parte politica per poter fare una buona comunicazione, ma facendo capire alla parte politica che stiamo facendo un servizio ai cittadini. Quindi c'è modo e modo di comunicare le politiche, facendo propaganda oppure facendo un servizio. Allora, quindi comunicazione, le politiche, in modo... Ecco, veniamo al discorso del valore pubblico, di cui si parla tanto. La comunicazione che genera valore pubblico è un po' quella che abbiamo anche ascoltato, migliora il rapporto delle pubbliche amministrazioni con l'ambiente esterno, perché migliora il rapporto con i cittadini, con le associazioni, gli stakeholder, e all'interno della pubblica amministrazione, perché ha anche un valore nei confronti dei dipendenti. Non dimentichiamo che anche chi si occupa delle politiche all'interno dell'ente ha bisogno di sapere, no? Quindi c'è tutta una dimensione tra l'altro i dipendenti della pubblica amministrazione e anche coloro che stanno un po' a cavallo, che sono collaboratori interno e esterni, no? Nella pubblica amministrazione, sono canali di comunicazione straordinari, no? Quindi devono essere convinti di quello che noi andiamo a comunicare, devono essere a loro volta dei volani di comunicazione, e se sono all'oscuro di quello che si fa, e non sono attrezzati in qualche modo, anche non hanno sviluppato un senso di appartenenza anche rispetto alle cose che si fanno, chiaramente possono anche a loro volta essere dei boomerang, essere dei boomerang. Quindi anche questo è molto importante, non trascurare la comunicazione interna in questo percorso. Quindi la comunicazione genera valore, perché abbiamo detto, l'ha detto appunto proprio benissimo prima di me, illustrando anche quali sono i criteri della fiducia, il dottor Pacello. Quindi la comunicazione incide sulla credibilità delle istituzioni e sul senso di fiducia. Ma la fiducia non si costruisce in poco tempo, non si costruisce neanche con una campagna, ma si coltiva nel tempo. Si coltiva nella relazione delle istituzioni con i cittadini, riguarda l'istituzione in generale, perché riguarda la reputazione, la storia dell'istituzione, la capacità di rispondere alle aspettative, perché, è vero, diceva appunto il mio maestro Rovinetti, noi possiamo comunicare, cioè la comunicazione non risolve i problemi, no? Se io ho un disservizio, il disservizio rimane, quindi la comunicazione non può... come dire, io non faccio il fiocco a un pacco vuoto, diceva, no? Quindi se abbiamo qualcosa veramente di solido da dire, certo lo dobbiamo dire bene, perché a volte è stato detto abbiamo tante cose positive che facciamo e però non le comunichiamo abbastanza bene. Questo è il discorso rovesciato in qualche modo. Quindi qui c'è una citazione di Guido Gili Panarari, che hanno scritto questo bellissimo articolo dopo la pandemia sulla fiducia. La fiducia è sistemica nel funzionamento dei sistemi sociali funzionalmente differenziati. Questo è Luhmann, un sociologo sistemico. Ad esempio un'istituzione pubblica, una regione, l'Unione Europea, non può prescindere del tutto anche dalla fiducia personale nell'opera di quella persona concreta che assolve quel determinato ruolo. Cioè, uniamo la fiducia nell'istituzione generale, come ha detto proprio, mi è piaciuto molto questa sottolineatura che ha fatto all'inizio nel suo intervento, perché unisce
la fiducia sistemica con la fiducia nella persona. Abbiamo parlato di civil servant, abbiamo parlato appunto delle persone che lavorano nell'amministrazione e che operano per i cittadini. Senza queste la fiducia non funziona, cioè non si ottiene. Quindi andiamo avanti, quindi per affrontare la crisi di fiducia, tanto ovviamente i dati ce lo dicono, abbiamo una crisi di fiducia, la crisi di fiducia nelle istituzioni, e così diamo vita ovviamente a politiche partecipate. L'open government ce lo richiede e quindi richiede di superare logiche ascrittive, non più politiche top down ma politiche coprogettate con i cittadini, percorsi e interventi, co-design dei servizi, trasparenza, partecipazione e collaborazione sono i pilastri dell'open government, che però sono parte integrante delle politiche europee. E quindi in tutto questo cosa dobbiamo fare? Costruire alleanze non solo per attuare le politiche in senso stretto, ma anche per fare comunicazione. Come è stato detto, non basta fare belle campagne eccetera, ma cercare gli alleati. Gli alleati della comunicazione sono gli stessi cittadini, i gruppi, sono sì gli influencer, ma attenzione, quali influencer? Quali influencer? Che credibilità hanno questi influencer? Se sono influencer, sono parte delle nostre politiche, ben vengano, come Chiara, come altre testimoni, insomma delle cose, ma attenzione, perché poi abbiamo degli influencer che stanno facendo più campagne. Per esempio stavo vedendo una campagna fatta da un ragazzo che è un esperto di digitale, che sta spiegando appunto lo SPID e anche il nuovo e-wallet che abbiamo come cittadini meglio del Ministero, perché ovviamente tutti lo seguono, e è un esperto digitale e spiega in maniera molto semplice ed è seguitissimo, sta facendo una funzione pubblica, però questo infatti credo che il Ministero stia pensando se coinvolgerlo, fra l'altro. Giustamente, però attenzione, perché poi un influencer di questo tipo rischia di perdere follower se lavora con l'istituzione, perché l'istituzione è anche oggetto spesso un po' di critica da parte dell'influencer, che diventa influencer anche per questo. Quindi attenzione, perché abbiamo delle situazioni che vanno valutate attentamente. Loro potrebbero anche non avere interesse o addirittura rischiare di perdere follower. Quindi questo è un caso estremo, però insomma non è l'unico. Quindi costruire alleanze comunicative, ma io direi nelle politiche soprattutto veramente potendo andare nei territori, potendo andare nei piccoli paesi, le cose, poi vedere tutte queste foto bellissime, devo dire, in entrambi i casi, che sono frutto di una ricerca molto attenta, che sviluppano proprio un'idea della natura anche molto interessante. Non è banale, c'è uno sguardo, c'è un colore, c'è una situazione che raramente troviamo, quindi non è uno spot del turismo, quindi è interessante perché coglie le persone sono protagoniste, questo è assolutamente da proseguire. Quindi l'affettività. Adesso stiamo facendo un lavoro, non so se verrà finanziato, sull'affettività verso la natura. Siamo in pieno tema. È interessante lavorare su questo anche dal punto di vista della comunicazione. Bene, chiudiamo. La comunicazione come dispositivo per rafforzare la democrazia, questo ce lo dice anche l'OCSE. Antifragilità, cosa è stato detto prima? Abbiamo un sistema, un disordine informativo. Siamo in una realtà caratterizzata da disordine informativo, polarizzazione e inciviltà. Cosa possiamo fare? Continuiamo pure a comunicare, ma dobbiamo renderci conto che ogni cosa che anche diciamo potrebbe essere oggetto di questa trasformazione, di questa operazione di polarizzazione, di inciviltà. La sfera pubblica è sempre più frammentata, usiamo l'intelligenza artificiale. Un appello è quello di farlo, come insegniamo anche ai nostri studenti, con fatica, perché anche noi impariamo a usarla ora, no? Usarlo in maniera etica, human in the loop, come ci dice l'Europa e ci dicono anche i piani. È un approccio inclusivo ed etico, perché l'obiettivo è quello comunque di mantenere una comunicazione integrata, coordinata, multicanale, digitale e non digitale, perché poi il digitale magari dà voce a
quello che non è digitale, no? Viceversa, e a volte anche viceversa, ma insomma quello deve essere quello di ridurre e non creare nuove diseguaglianze. Non creiamo diseguaglianze comunicative, perché rischiamo come comunicatori di creare addirittura delle diseguaglianze, persone che sanno, persone che non sono state raggiunte. Quindi per concludere, dare continuità e non disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienze che state acquisendo in questi anni è oro, veramente, mi sembra oro rispetto alla storia della comunicazione pubblica. Quindi diffondiamo, contribuiremo anche noi come università a consapevolezza del ruolo che riveste la comunicazione istituzionale nelle transizioni verso la sostenibilità. Per me è stato detto, no? Rurale non è solo sviluppare il terreno, le coltivazioni, la natura, le opportunità che questo offre, ma è sociale, economia e tante cose insieme sono i 3 pilastri, diciamo, della sostenibilità. Anche questo mi chiedo, stiamo facendo un lavoro con la mia dottoranda su come si viene comunicata la sostenibilità. Tante le mille sigle dei progetti europei non aiutano. E anche il fatto di avere prima lanciato l'idea dell'Agenda 2030, sostenibilità, 17 obiettivi, poi ci ritroviamo con ogni progetto che ha obiettivi diversi. Come raccordare tutto questo? Mi chiedo se va raccordato, se ve lo chiedo anche a voi, perché è un interrogativo che ci poniamo e cerchiamo di affrontare. Allora, superare il rischio di frammentazione e disomogeneità nella comunicazione delle politiche. E a livello di cohesion è stato fatto un raccordo tra le varie politiche di comunicazione anche dei vari filoni di finanziamento. Però, ecco, non so fino a che punto ci stiamo riuscendo a rendere tutto questo molto più integrato. Accompagnare l'azione pubblica garantendo il riconoscimento della funzionalità dell'attività di comunicazione anche spendo una parola anche per i comunicatori che tutti i giorni nelle pubbliche amministrazioni comunicano le politiche anche ordinarie, di ordinaria amministrazione. L'esempio che avete dato andrebbe in qualche modo, come dire, applicato anche alla comunicazione delle politiche di carattere ordinario. Quindi da parte di tutti i settori di un'amministrazione, la legittimazione della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, non dobbiamo perderla. Tutti i settori dell'ente devono credere nell'importanza della struttura di comunicazione, del fatto che lavori bene, di un'area comunicazione che va valorizzata e non considerata la Cenerentola delle amministrazioni. Questo, scusate, è una cosa che ho qui nel cuore da 30 anni e quindi il cuore. Adesso saremo anche come gruppo di studiosi di comunicazione Forum PA, proprio per fare un incontro sulle professioni della comunicazione e sulla loro formazione. Sentiamo parlare anche di social media manager. No? Prof, le posso chiedere di questo? Possiamo parlare durante il light lunch, perché dobbiamo lasciare lo spazio agli interventi. Vi dico solo così, vi sconsiglio una lettura, che è un libro che ho scritto con Alessandro Lovari, che sta studiando in diversi atenei, devo dire più di 20, comunicazione pluridirezionale multilivello, così come abbiamo una governance multilivello, abbiamo anche una comunicazione. Grazie, professoressa. Come avete visto, dal punto di vista accademico è molto interessante perché si rende sistematico e metodologico tutto quello che poi prima è stato detto dal punto di vista pratico. Io volevo spendere l'ultimo quarto d'ora, ma veramente abbiamo un quarto d'ora, per ascoltare invece gli interventi che erano stati programmati e non so se sono stati poi rivoluzionati alla luce della mattinata che abbiamo passato insieme. E partirei da Francesca Checchinato, professoressa di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Studi Ca' Foscari di Venezia, alla quale chiedo a questo punto un commento sulla mattinata e il suo intervento. Grazie. Ok. Faccio parte di quegli stakeholder, oltre ai cittadini, che devono essere coinvolti. Ovviamente da una visione un po' agevolata, nel senso che con l'università noi abbiamo un centro di ricerca sull'agroalimentare, abbiamo lavorato molto spesso anche con la Regione Veneto e abbiamo insomma qualche informazione in più. Ovviamente il mio intervento è rivoluzionato rispetto a quello che volevo dire, ma mi sono presa alcuni appunti proprio per
dare qualche spunto, no? Perché è un po' questo il ruolo che mi si chiede. Allora, innanzitutto credo che siamo di fronte a due sfide che state affrontando molto bene. E la sfida è quella proprio di riflettere sull'importanza della comunicazione pubblica, cosa che non viene fatta normalmente, ma anche la sfida di comunicare i benefici dei fondi. E su questo io vorrei un attimo accendere una lampadina. Molto spesso si parla di comunicazione dei fondi, cioè deve essere noto il nome del fondo. Anche noi quando facciamo progetti europei dobbiamo sempre indicare, quindi facciamo tutta la comunicazione, poi 4 righe di questa attività è stata supportata, che mal si raccorda con la comunicazione di oggi. Se andiamo a comunicare sui social soprattutto, utilizzare 4 righe di sigle non va bene. Parto da alcune cose provo a essere velocissima. Ho sentito la parola conoscenza, ho sentito la parola consapevolezza, ho sentito la parola fiducia e ho sentito la parola relazione che ricorrevano oggi. Ecco, io credo che questi siano 4 obiettivi completamente diversi. E su questo bisogna ragionare, nel senso che io non mi occupo, come la professoressa Ducci, di comunicazione pubblica, io insegno comunicazione e digital marketing, quindi prevalentemente per le aziende, ma questo è il punto. Se noi vogliamo comunicare efficacemente, dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo. E l'obiettivo di generare fiducia è completamente diverso rispetto alla consapevolezza. Quindi richiede campagne diverse. È ovvio che i fondi a disposizione non sono così elevati da permettere tutto, ma magari concentriamoci su alcuni di questi, non proviamo a generare e ottenerli tutti, perché altrimenti disperdiamo risorse perché non ne abbiamo a sufficienza. Altra cosa, benissimo la misurazione, mi fa molto piacere che si inizi a misurare, ma ancora una volta misuriamo rispetto agli obiettivi. Quindi se volevamo generare fiducia, non misuriamo la conoscenza, misuriamo la fiducia. Se volevamo generare consapevolezza, misuriamo questa. Ultime 2 cose velocissime, non cerchiamo di smetterla di usare gli acronimi e smetterla di usare i nomi dei fondi, perché veramente io credo che questa sia la cosa che fa più fatica a capire il consumatore finale, il cittadino. Altra cosa, sono tanti cittadini diversi. E dire mi rivolgo al cittadino, così come l'obiettivo deve essere specifico, allora partiamo forse dai profili che abbiamo visto nell'intervento di Tomasutti, di Alessandro. Abbiamo dei profili, allora magari focalizziamoci su uno di questi, o un obiettivo per un profilo, un altro obiettivo per un altro profilo. Quindi cerchiamo di essere un po' più precisi. Ci vuole tempo ovviamente, è necessario ragionare con un'altra ottica, però io credo che già il passo avanti sia fatto e sia visto, perché ho visto veramente, non conoscevo l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, complimenti, mi è piaciuto molto il suo intervento. Credo che il passo avanti sia stato fatto ed è evidente. Facciamone un altro ancora, così da rendere ancora più consapevoli cittadini e nuovi beneficiari di queste politiche. Grazie. Grazie mille, professoressa. Passerei la parola a Valentina Archimede, direttrice dell'attuazione dei programmi delle produzioni animali e gestione della comunicazione del piano strategico della PAC, Regione Piemonte. Buongiorno a tutti, anch'io cercherò di essere velocissima. Grazie per questo invito, bellissima mattinata. Ho preso un sacco di appunti, grazie ad Alessandro per averla pensata e grazie a tutta la Regione Veneto, a Franco in particolare, sempre per l'invito molto gradito a questi momenti di confronto. Io non avevo preparato un intervento perché ho pensato che avrei imparato qui e avrei cercato di cogliere degli stimoli, quindi ne scelgo diciamo tre veloci che mi sono venuti questa mattina. Uno riguarda un aspetto che è stato trattato da Silvia, in parte anche da Alessandro, sul discorso di utilizzare mezzi digitali, mezzi più tradizionali, eccetera. E questo, cioè l'approccio un po' al digitale.
Allora, noi per esempio come Regione Piemonte, io mi occupo sostanzialmente della strategia di comunicazione, del piano di comunicazione del nostro sviluppo rurale, della PAC almeno dal 2007. Noi abbiamo deciso di mantenere per esempio una rivista cartacea che noi abbiamo da più di 40 anni, che è molto identitaria, diciamo, della nostra direzione, che informa diciamo, su tutte le, non solo sulla PAC, ma tutte le iniziative della Direzione Agricoltura di Regione Piemonte, che viene stampata e inviata gratuitamente a tutte le aziende agricole che sono registrate nella nostra anagrafe, che sono circa, tra aziende agricole e stakeholder, sono quasi 50.000 copie a numero. Adesso la stiamo facendo 2 volte l'anno, quindi poco, quindi diciamo naturalmente affiancata da tutta una serie di altri canali più tempestivi, però l'abbiamo sempre mantenuta. Ogni tanto ci facciamo delle domande perché ci costa tantissimo sostanzialmente, proprio in termini di budget, perché stampare costa tantissimo, distribuirla costa tantissimo, con Poste Italiane, che è l'unica possibilità che abbiamo per arrivare nelle case isolate, e occupa una parte importante del nostro budget, e quindi ogni tanto ci chiediamo, togliamo, facciamo la versione digitale, però poi la manteniamo sempre. Questo perché anche se stiamo affiancando anche una versione digitale, eccetera, eccetera, però come dire, non dobbiamo mai perdere, cioè il digitale ovviamente va benissimo. Noi abbiamo impostato gli ultimi anni sulla strategia digitale, su una novità di podcast che abbiamo presentato proprio qua a ottobre, eccetera, quindi non è che non stiamo, però il digitale rischia di essere un po' distorsivo, cioè ogni tanto rimaniamo un po' abbagliati da questa idea che stiamo sui social in modo attivo, sì, però non arriviamo a tutti. Arriviamo a una fascia giovane, istruita, eccetera, eccetera. Sicuramente non arriviamo a tutti gli agricoltori, assolutamente. Noi abbiamo ancora un'agricoltura abbastanza anziana che ci raccontiamo, noi stiamo puntando sui giovani, tutto quello che volete, ma c'è uno zoccolo duro che sui social non andrà mai e che forse non va neanche sul sito, e quindi dobbiamo arrivare anche in un altro modo, o comunque non perderli di vista, perché questo è uno spunto così. Un altro spunto me l'ha appena citato la professoressa, quindi non ci torno sopra tanto, però il fatto che si è parlato di cultura della comunicazione prima, è importante tra di noi il confronto sicuramente, per fortuna le regioni hanno una bella rete, diciamo, tra di noi, siamo anche amici, ma questo è un altro discorso, ma aiuta comunque. E ci sentiamo proprio tanto, cioè tra di noi, cioè veramente collaboriamo. Però ci vuole una cultura della comunicazione in tutta la struttura, perché noi non funzioniamo senza tutta la struttura dietro, perché noi comunichiamo, ma se non abbiamo le informazioni, se non abbiamo gli spunti giusti, se non abbiamo collaborazione da tutti, i colleghi proprio, la struttura della PA, quindi in realtà bisognerebbe fare delle operazioni di comunicazione interna e di formazione, che è una roba completamente fuori tempo, però in realtà invece dovrebbe stare molto in questo tempo. Noi non la facciamo, per esempio, però dovremmo farla. L'ultima cosa che vi volevo dire è, mi riallaccio un po' all'intervento di Alessandro in questo caso, io vi invidio moltissimo le indagini approfondite che fate, che noi non abbiamo mai fatto, ma che sto pensando di fare, però uno spunto metodologico che forse potrebbe essere utile: noi lavoriamo tanto con i valutatori, comunicatori e valutatori. Abbiamo un valutatore con cui abbiamo un bel dialogo, abbiamo, nel mio caso specifico, la fortuna di avere nel team di valutazione una figura di comunicatrice che quindi ci fa un po' da ponte, e noi abbiamo lavorato da sempre col valutatore, diciamo ci siamo confrontati molto, perché il valutatore è un'ottima fonte di feedback e di stimoli per la comunicazione, e noi possiamo dare anche, come dire, riuscire a comunicare la valutazione.
Adesso loro ci seguono anche in maniera un po' più strutturata come proprio monitoraggio e valutazione del piano di comunicazione, ma comunque c'è sempre stata, tentando appunto di misurare anche in maniera un po' più qualitativa quello che facciamo. Però per esempio mi hanno aiutato a scrivere la strategia, mi hanno aiutato a selezionare le best practice quando abbiamo fatto anche degli esperimenti di autocandidatura, di coinvolgimento delle aziende. Questo secondo me è un fronte su cui si può lavorare, una risorsa un po' trasversale, bisogna avere un po' di fortuna anche nei rapporti eccetera, però me l'ha insegnato una delle mie prime dirigenti anni fa e mi è rimasto questa impronta, lo offro come diciamo stimolo di riflessione. Chiudo qui, però mi interessava richiamare questi punti, grazie anche all'ultimo stimolo della professoressa Checchinato, molto, molto interessante, anche critico per noi, perché vogliamo fare troppi obiettivi con le stesse campagne, con gli stessi strumenti. Molto, molto interessante questo, sì, dobbiamo riflettere. Abbiamo avuto anche degli stimoli autocritici interessanti stamattina. Grazie a tutti. Grazie Valentina. E ora passerei la parola a Francesca Cecca, responsabile comunicazione CSR Puglia, della Regione Puglia. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Sulla scia di quanto diceva Valentina mi unisco a questi ringraziamenti alla Regione Veneto, ad Alessandro e a tutti i relatori di oggi, perché l'ho ritenuta, mi confrontavo prima con Valentina, una boccata di ossigeno per noi, perché queste occasioni di confronto sono sempre molto importanti. È vero, ci sono delle relazioni che ci uniscono sia dal punto di vista professionale che proprio relazionale, di amicizia. Questo è un valore aggiunto sicuramente, ma torno a casa con tantissimi spunti di riflessione, con la voglia di lavorare, perfezionare, migliorare, perché davvero la comunicazione è un'evoluzione, oltre ad essere una relazione è sempre in movimento. A volte le velocità sono diverse da quelle che si hanno quando si lavora, quelle che vengono percepite dall'interno, dall'esterno. È davvero un mondo molto complesso. Io sarò velocissima, concludo, però voglio condividere con voi un aspetto che ha del relazionale, delle emozioni, di cui si parlava anche questa mattina, e di come comunicare. Noi in Puglia abbiamo avuto un'esperienza molto particolare, un'azienda vincitrice anche di un concorso nazionale che ha raccontato i fondi, gli interventi, le sottomisure, i contributi, lasciamo stare tutta questa terminologia, ma partiamo dal racconto, dalla narrazione di un papà che ha un'azienda agricola e che ad un certo punto della sua vita pensa di mollare tutto, perché le difficoltà, sappiamo bene, sono tante, tra l'altro in un contesto colpito da un flagello per noi di Regione Puglia che è la Xylella, quindi decide di mollare, ma nella narrazione arriva un elemento nuovo: suo figlio che torna a casa con un disegno. A scuola avevano chiesto a questo bambino di disegnare degli alberi e torna a casa con degli alberi che sono di colore grigio, perché questo bambino non aveva mai visto alberi d'ulivo così come li conosciamo. Da lì il motore per restare, per ricominciare, per dare un valore aggiunto a quella terra. Ecco, questa potrebbe essere, insomma, vi porto questo piccolo contributo come sintesi di che cos'è la narrazione, di che cosa ha fatto la sottomisura 4.1c, 4.1, lasciamo stare, però è appunto, come si diceva prima, la narrazione, un'esperienza di vita, e che mi fa piacere condividere con voi oggi. Grazie a tutti per questa bellissima giornata. Grazie anche all'ultimo intervento. Io vi devo chiedere scusa, avevo detto che avrei fatto parlare qualcun altro, ma abbiamo proprio dei tempi strettissimi. Però la direzione e Alessandro, Jonathan e Cristina chiedono di ricevere eventuali contributi via mail, perché ovviamente oggi non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Lascerei le conclusioni e saluti finali al dottor Contarin, ricordandovi che fuori ci aspetta un light lunch nel quale potremmo continuare a chiacchierare. Grazie. Allora, cercherò di essere telegrafico. Grazie a tutti. Io mi sono fermato e ho fatto bene perché ho imparato molto.
ringrazio assolutamente i relatori in presenza e quelli che ci hanno consegnato interessantissimi spunti da remoto. Ringrazio gli interventi e mi dispiace che poi si finisce per andare un po' lunghi, soprattutto quando si mette molta carne al fuoco in un incontro che voleva appunto consentire a ciascuno di noi di tornare a casa molto più ricchi e forse anche con molti dubbi, ma comunque con un bel percorso da fare insieme. Abbiamo un enorme vantaggio, oltre a questo, di conoscerci e di imparare, speriamo di allargare anche questo gruppo. Abbiamo il vantaggio, lo richiamo appunto, è emerso in maniera splendida, in particolare nel filmato che ci ha condiviso Silvia e nella sua testimonianza. Abbiamo il vantaggio di lavorare su dei patrimoni enormi. Il primo patrimonio è quello che non lo facciamo per noi, non lo facciamo per fini di lucro, ma lo facciamo per la collettività, per la comunità tutta. E il secondo patrimonio è che a questa collettività, comunità, offriamo uno dei valori, il valore forse più antico che ci precorre tutti, ci accompagna tutti e ci chiude tutti, che è appunto il valore della terra, il valore del vivere a contatto con la natura e del produrre quello che serve per vivere. Questi sono due contenuti che come dire, meritano sempre di essere ricordati per le caratteristiche che hanno e per le prospettive infinite che aprono al nostro lavoro. Grazie a tutti e buon pranzo e buon rientro. Ciao Alessandro, grazie.